sguardo che hai perduto, per ogni notte che hai pregato di dormire, quella notte avrei voluto essere lì. Per sempre proteggo la finestra che hai nel cuore, per sempre proteggo tutto il vento che vi può soffiare, per sempre proteggo anche quando non lo sai, anche se non ci sarò o non ci sarai. Per ogni porto che hai sognato, per ogni sogno appena nato, per quella linea che hai tracciato sulla mappa, e in quella mappa è capitato fossi anch'io. Per sempre proteggo la finestra che hai nel cuore, per sempre proteggo tutto il vento che vi può soffiare, per sempre proteggo anche quando non lo sai, anche se non ci sarò o non ci sarai. E abbiamo aperto con queste dolcissime parole di questa canzone di Erika Boschiero per far capire l'importanza delle parole, soprattutto questa donna. Avete sentito anche ieri, in questi giorni, cosa sta succedendo a tante donne purtroppo, per questa brutalità che c'è all'interno di molti uomini, di questa figura maschile che non riesce a capire, come ha scritto su questo bellissimo libro di poesie, questa raccolta di poesie, Mauro Toffolo, che abbiamo avuto ospite sabato, Donne, complemento d'amore, che leggerò nella terza parte. Dedicherò ogni mattina una poesia a tutte quelle donne che non ci sono più, a quelle donne che sono nelle camere degli ospedali, nelle stanze degli ospedali, massacrate di botte, in fin di vita, per questa furia omicidia dell'uomo che a loro era vicino, a loro era caro, magari quelli che hanno dato anche dei figli. Io non so cosa sta succedendo, ma bisognerà pur parlarne. E ne parleremo questa mattina, vediamo se è collegato Sebastiano Favero, Presidente Associazione Nazionale Alpini. Buongiorno Presidente, che piacere vederla, tanto tempo che non ci sentiamo, grazie di essere qui. E saluto anche il dottor Sirio Valmassoni, Vicepresidente Associazione Prevenzione e Informazione Oncologica. Grazie anche a lei, dottor Valmassoni, di essere qui con noi a Sveglia Veneti. Inizierei proprio da lei, Presidente Favero, perché io so quanto lei ci tenga alla correttezza anche degli alpini, di cui lei è Presidente, a questa associazione importante, quei spiacevoli fatti, pochissimi, che sono accaduti, dove lei subito si è imposto, ha detto non può essere, non deve accadere. Ecco, cos'è la donna per un alpino? Ecco, ma non solo per l'alpino in generale, ma soprattutto per questo corpo così importante, questo corpo che è sempre in prima linea nei pericoli, negli aiuti. Qua dobbiamo aiutare le donne, non c'è niente da fare, Presidente.
Presidente. Ecco, chiedo anche a voi, forse siete proprio l'associazione più amata e le vostre sfilate sono veramente sommerse da famiglie, da donne, specialmente anche che sfilano. Finalmente la donna è riuscita a portare anche il cappello dell'Alpino, una volta non era così. Ecco, è cambiato tante cose, però tanta brutalità. Come vede lei, Presidente, questa brutalità da parte veramente dell'uomo, di questa figura maschile che invece dovrebbe capire l'importanza di questa figura femminile? Prego, che gli ha dato anche la vita e i figli a volte. Prego. Mi scuso perché la sento molto, molto distante, spero che voi mi sentiate invece. Sì, bene Presidente, bene. Ecco, faccio fatica un po' a sentirvi, però ecco, quello che noi abbiamo ribadito sempre fin dall'inizio, fino a quei fatti segnalati che poi in parte non si sono neanche rivelati veri, ma che comunque per noi sicuramente il rispetto della donna è sempre stato, fin dai nostri veci, un elemento fondamentale. Adesso poi tra l'altro le donne ci sono, le alpine ci sono, e quindi io direi che è una capacità la nostra di saper stare insieme, di saper condividere, quella anche, ecco, di essere attenti. Ovviamente ci sono chiaramente differenze, perché l'uomo e la donna non sono uguali, grazie a Dio, ma dall'altro lato invece l'attenzione, molta attenzione rispetto, ecco, alle donne, tant'è vero che noi proprio da quelli fatti di Rimini abbiamo voluto con delle associazioni proprio di femminili creare un rapporto da fare insieme per educare anche i nostri alpini, qualcuno anche di noi purtroppo può anche sbagliare, invece a capire quanto sia importante il rispetto quello vero, quello concreto, quello che noi vogliamo mettere in atto sempre, ogni giorno. E devo dire con soddisfazione che questa nostra campagna, che è partita da allora, c'era anche prima, a dire la verità, ecco, ha portato veramente i suoi frutti, e mi lasci dire, le donne che sono con gli alpini credo che oggi si possano veramente sentire sicure, protette e inserite insieme a una realtà, quella nostra dell'associazione, che le guarda con attenzione, le protegge e le ringrazia per tutto quello che fanno. Grazie Presidente. Sentiamo anche la riflessione del dottor Sirio Valmassoni. Ecco, questa prevenzione, informazione oncologica è importante, soprattutto molte più donne di uomini che si avvicinano, che sono in prima linea, che cercano di fare prevenzione, hanno aperto associazioni importanti proprio anche in campo oncologico. Ho avuto Amiche per la Pelle, l'ultima associazione che ho avuto, quello che cercano di fare, di dare come contributo anche per la prevenzione. Cosa dice dottor Valmassoni? Qual è la sua riflessione? Buongiorno. Sì, io sono il vicepresidente dell'APIO, appunto Associazione di Prevenzione e Informazione Oncologica. Il presidente è Christian Bison. Io sono un medico in pensione, lui è un insegnante, quindi oggi lavora ma porta i suoi saluti. Grazie. Ecco, già il fatto che comunque la nostra associazione è fatta soprattutto di donne, come giustamente lei diceva, e il fatto che il vertice presidente e vicepresidente invece sia fatto da maschi è già un'indicazione, anche perché una delle attività principali, non l'unica, ma va nell'insieme di tutto il nostro discorso, della nostra azione appunto per la prevenzione contro i tumori, è fatto per la prevenzione contro il tumore al seno. Come si sa, ormai vedrete tutti che ci sono le marching rosa a cui Apio ha sempre partecipato, che sono appunto un momento di sensibilizzazione per il tumore al seno, e lì naturalmente la partecipazione delle donne è massiva. Quest'anno abbiamo fatto il barcone in rosa, un barcone con tutte donne ma anche uomini vestiti in rosa, perché la sensibilizzazione va fatta soprattutto sui maschi, come è stato appena detto, no? Lungo il Sile, quindi momenti conviviali, ma non solo. Ovviamente Apio organizza anche, in collaborazione con la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta ai tumori, e soprattutto con la senologia dell'ospedale di Treviso, è previsto a breve anche un convegno a cui partecipano appunto i medici della senologia,
donne che hanno avuto il passato e il grave dramma, per fortuna guarito, del cancro al seno, e quindi è evidente che la nostra azione è molto protesa verso le donne, e tutto quello che è stato detto dell'importanza che soprattutto i maschi prendano coscienza di questo gravissimo problema di cui abbiamo avuto episodi. Domani sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e vediamo che anche negli ultimi giorni, quasi per festeggiare, tra virgolette, invece molti maschi vediamo cosa fanno e come si comportano. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea, vai Rinaldo. Pronto Mirella? Prego Mirella. Rinaldo, vai. Ciao Mirella e Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda le donne, Mirella, le donne li sempre stare e maltrattare. Anche nell'800 ancora peso. E purtroppo si è passata 45 anni fa in Italia, che era delitto d'onore, ma se rendiamo conto che adesso, dopo 50 anni, siamo come prima, perché quando che un uomo bastona a casa è moglie, il da cavare giù non è moglie da strada con i suoi fiori, c'è lui che l'ha da allontanare, e basta, non così. Ma se non vogliamo mettere in pratica le leggi che dice, cosa facciamo? Parliamo e non si combina niente. Quando che un uomo bastona sua moglie, è un delinquente, non c'è più uno ubriaco o un poveretto, no, e va a cappare, buttare il coace, fine, mi dico in parole povere. Ma che cosa andiamo in cerca di ragionare tanto, che dopo si a casa, gli mette il braccialetto e dopo 3 mesi va a massare la moglie. Siamo proprio come le bestie, e sì che ci passano tanti anni. No, noi altri non siamo come bestie, il peso è bestie è un'altra cosa, gli animali sono un'altra cosa. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho tanti servizi, ti ringrazio delle parole e della solidarietà di questo uomo alla figura femminile che lo fa sempre, e grazie anche agli ospiti. Andiamo a vedere allora, andiamo a Trieste, Servizi Alpini, consegna cappello a Trieste, andiamo a vedere. È stato molto bello, è stato emozionante, soprattutto la parte in cui ci siamo girati verso i veci che ci hanno consegnato il cappello. Desiderato fino a quando sono piccola, in più riceverlo a casa è un'emozione veramente fortissima. Non mi sembra ancora vero, servirà qualche giorno per realizzarlo sicuramente. Ricorrono quest'anno i 30 anni dal servizio di leva di mio padre, quindi è stata un'emozione. Anche essere in Friuli, nella mia terra patria, è un'emozione indescrivibile. In ultima analisi, il fascino della cerimonia di consegna del cappello, che ha visto coinvolti 140 giovani volontari in ferma iniziale dell'esercito ed altrettanti alpini in congedo, è anche questa: leggere negli occhi dei nostri corregionali appartenenti al corso Monte Nero Terzo la gioia, la soddisfazione e l'emozione, che nel caso di Giosuè Donata si è estesa anche al padre Giampietro, che ha consegnato il cappello al figlio. Si può dire che non ci sono parole per dire questo, sì. Poi io avendo avuto esperienza di capogruppo dell'ANA, ho trasmesso questi valori, il senso di appartenenza. Certo, ci sono anche i valori che sono stati espressi dal comandante delle truppe alpine, generale di divisione Michele Risi, triestino, il quale ha sottolineato l'importanza della distinzione fra libertà e responsabilità. Quando invece la libertà diventa consapevolezza di volere servire gli altri, allora diventa responsabilità verso la comunità di cui si vuole far parte, mettendo a disposizione il proprio essere, le proprie competenze, la propria vita, perché questa comunità intera possa prosperare. Questo sta dietro al giuramento che ognuno di noi pronuncia e che può diventare qualcosa che si può vivere e si deve in qualche modo ripresentare, riaffermare in tutti i momenti della nostra vita militare.
A consegnare i cappelli per i 6 migliori del corso 6 padrini illustri, fra essi Paola Deldin, medaglia d'oro al valor militare partigiana, che nell'impegno di questi giovani scorge una continuità senza retorica nel portare avanti i valori della patria. Che la vita che continua nella nostra Italia, no? Cioè, non è vero che i giovani sono tutti debosciati, che devono fare questo, che non basta quello, che ci vogliono soldi e così via. Sapere anche combattere e lottare. E il servizio militare per quello è essenziale. Alla cerimonia, che ha chiuso una settimana intensa di esercitazioni, arrampicate e combattimento sulle falesie di Duino e di impegni, hanno preso parte fra gli altri il comandante delle forze terrestri dell'esercito, generale di corpo d'armata Lorenzo D'Addario, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e fra le autorità il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Allora, Presidente Favero, quello che notavo è che a volte rifletto su questo, che sentendo queste parole di questi giovani che nominano i loro padri, queste donne, finalmente cominciamo anche a sentire che c'erano anche le partigiane, perché fino a poco tempo fa, scusatemi, ma la donna si nominava molto poco. Ecco, adesso iniziamo invece a capire chissà quanti ce ne sono state che noi non conosceremo mai, perché non sappiamo purtroppo i loro nomi. Però i valori, questo giuramento, mio padre, quello che mi insegnava, questo giuramento di valori, io sono convinta, non so Presidente se lei ha dei numeri, ma io non ho numeri che qualche alpino abbia fatto, massacrato la moglie, figli, che sia molto, non so, poi per carità, può succedere, però questo giuramento di valori si sente nelle voci di questi ragazzi e ragazze. Prego, Presidente. Si sente come si sente, io direi che da quando con la riforma del 2022 delle forze armate la procedura per la specializzazione, chiamano loro, io dico per l'entrata nel corpo degli alpini ci vogliono 3 mesi, 100 giorni di preparazione specifica, perché questi ragazzi oltre ad aver fatto il corso base poi fanno ad Aosta 100 giorni di preparazione specifica per poter poi mettere il cappello alpino, e aver pensato subito e da subito, grazie al comandante delle truppe alpine, grazie al comandante della scuola militare alpina, di fare questa cerimonia in sintonia insieme con l'Associazione Nazionale Alpini, con la consegna del cappello alpino da parte dei Veci ai Boccia, come diciamo noi, ecco, sia stata una scelta significativa, un modo per portare all'esterno, quindi sull'ambiente anche civile, quelli che sono dei valori fondanti, come giustamente ha detto nel suo intervento il comandante delle truppe alpine, come noi diciamo sempre e come noi cerchiamo di portare avanti, perché questo è fondamentale, ed è fondamentale anche sul tema che diceva lei del rispetto della donna. Per noi queste sono cose fondamentali, per noi, ecco, io spero, non ho conoscenza, mi diceva, di qualche caso di alpino, ecco, fortunatamente non ce l'ho, magari può anche esserci stato, ma direi che sicuramente non è quell'alpino, non è dentro la cultura dell'Associazione Nazionale Alpini, la cultura degli alpini, i valori degli alpini, che sono valori da un lato, mi lasci dire, di dovere, di sacrificio, di attenzione soprattutto per gli altri, quindi di solidarietà. Questa è la grande formula che gli alpini sia in armi che in congedo continuano a fare. E voglio ricordare proprio questo, perché sabato mattina a Parma abbiamo fatto un convegno proprio per ricordare che gli alpini sono sia in armi con le operazioni di pace, sia quelli dell'associazione in tutti gli interventi di emergenza, ma non solo, in tutte le necessità che ci sono veramente dal basso, con il loro contributo, portatori concreti di vera pace. Presidente, una cosa che abbiamo anche sentito ed è stato veramente bello, anche emozionante, l'emozione di questa donna che riceve questo cappello, questa giovanissima donna. Vuol dire che ci sono i sentimenti, ecco, ci sono questi valori, no che non hanno i giovani i valori, bisogna saperli però coltivare, cogliere. Voi l'avete fatto con questo percorso, con questa consegna di questo cappello molto ambito. Perché, Presidente, lei ha dato anche dei numeri, questi ragazzini che voi prendete specialmente d'estate a fare questi percorsi molto utili, avete avuto dei numeri importanti, però vedo che qualcuno fa fatica a capire che questo è il mezzo
per far capire a queste persone, a questi ragazzini, a questi bambini che c'è un altro modo di vivere, c'è un altro registro che gira. Come mai qualcuno che conta, ecco, siamo ancora in campagna elettorale, perciò fino alle 3 oggi stiamo buoni, però la Mirella va oltre, ecco, allargo la domanda. Ecco, non riescono a capire che forse con rispetto, col lavoro, col sacrificio, con le regole, che forse riusciremo a recuperare questi ragazzi. E chi meglio di voi, siete in tanti, in tutte le città, in tutta Italia, ecco, non dare la possibilità a voi, a livello non solo locale ma nazionale, Presidente, di cercare di prendere un'altra via con questa ragazza. Io sento tanti psicologi, di tutto e di più, ma alla fine poi i numeri non tornano, questi ragazzi che poi sono sempre gli stessi, quasi sempre. Cosa sono? Dico sempre, Presidente, un centinaio, facciamo anche 200, Presidente, facciamo anche 300, ma l'Italia può essere in mano a 300 ragazzini o ragazzi? Prego, Presidente Favero. Direi di no, voglio dire, darle ragione, nel senso che noi l'esperienza che abbiamo fatto con l'apertura ormai da 5 anni dei nostri campi scuola, che voglio ricordare, prima li avevamo solo per i ragazzini dagli 8 ai 14 anni, l'abbiamo aperto per i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 25 anni e veramente abbiamo avuto una risposta concreta, vera, che i ragazzi di oggi, se viene data loro la possibilità, la stragrande maggioranza è pronta e dopo 15 giorni, ecco, fatti insieme, veramente c'è una coesione, rimangono con noi, capiscono i valori, li condividono e io credo che, mi lasci dire, il grande errore che è stato fatto in questa nostra Italia all'inizio degli anni 2000 è stata la sospensione della leva fatta in quella maniera. Si poteva e si può certamente modificare, io dico che la leva come l'ho fatta io forse oggi non va bene, ma chiedere a tutti i nostri giovani, a tutti i nostri ragazzi di dare un periodo, siano 2 mesi, 3 mesi magari spezzonati, dare un periodo a loro di formazione e far capire che le regole, se fatte bene, garantiscono la condivisione tra di tutti, garantiscono la possibilità a tutti di avere il rispetto e di pretendere rispetto, perché altrimenti, giustamente come diceva lei, c'è una piccola componente che poi fa quello che vuole, ma perché probabilmente nessuno attorno gli ha mai insegnato cosa vuol dire rispetto, cosa vuol dire senso del dovere, cosa vuol dire appunto mettere il dovere prima dei diritti, cosa vuol dire capire che l'altro va capito, va ascoltato, quello che è il motto che noi abbiamo nei nostri campi scuola, saper mettere sempre il noi prima dell'io. Ecco, io credo su questo noi ci stiamo battendo a livello anche nazionale, come diceva lei. Noi abbiamo contatti al di là che con il nostro Ministero della Difesa, con il nostro Ministro della Difesa, per creare un corpo di supporto ausiliario come è la Croce Rossa, fatta dall'Associazione Nazionale Alpini, in supporto e proprio per formazione dei giovani. E me lo lasci dire, il 2 di dicembre, è una notizia fresca perché l'ho avuta giovedì, ho avuto la conferma che andrò a firmare un protocollo d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, con il Ministro Valditara, proprio per poter entrare nelle scuole con i nostri messaggi, che non sono messaggi di guerra. Noi siamo sì, certamente un'associazione d'arma, ma questo vuol dire rispetto, perché la pace, me lo lasci dire ancora una volta, non si ottiene solo con le bandiere, ma la pace si ottiene quando nella nostra realtà c'è giustizia, c'è sicurezza e c'è libertà. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Valmassoni, vediamo anche le foto che ha mandato, il rispetto del proprio corpo, il rispetto della malattia, cercare di sconfiggerla nel rispetto della persona, questa malattia che delle volte si sente perduta. Per fortuna che ci sono queste associazioni che cercano di fare il percorso assieme, non si è soli, l'importanza della prevenzione, rispettando il tuo corpo fai prevenzione. Prego, dottore. Scusi, noi, intanto premetto che il mio nome è Ciro Valmassoni, ma non importa. Ciro, scusi, ma non è Ciro, ecco sì, qua. No, è giusto chiamarla col nome giusto. Per orgoglio del mio nome. No, è giusto. Niente, noi
noi di Appio siamo particolarmente sensibili soprattutto a quel discorso sui giovani e allora la nostra è un'associazione appunto di prevenzione e informazione oncologica e vediamo che questi due concetti, la prevenzione e l'informazione, vanno insieme, nel senso che l'informazione alle persone sul rispetto della natura e sul rispetto dei propri comportamenti per prevenire i tumori è molto importante e, come abbiamo visto nella immagine precedente, puntiamo soprattutto su informare i giovani a partire dalle scuole. Infatti, per esempio, è in corso una campagna di lezioni fatti in collaborazione con i medici della pneumologia di Treviso a livello di lezioni proprio nelle scuole medie per una campagna contro il fumo di sigarette e vediamo che questo ha un riscontro molto positivo. Per esempio la settimana prossima nel collegio Astori qua di Mogliano verrà il dottor Simone Rizzato della pneumologia di Treviso e farà lezioni alle classi medie della Astori di Mogliano. E lo stesso discorso lo portiamo avanti come le lezioni nelle scuole anche per l'igiene negli ambienti domestici e questo è la dottoressa Vitalia Murgia, che è una pediatra dell'ISDE Medici per l'Ambiente, che fa queste lezioni ai giovani. Quindi è molto importante riteniamo che sia molto importante questo educare al rispetto della natura e anche al rispetto dei propri comportamenti individuali nei confronti della natura e questo è un elemento veramente decisivo per prevenire non solo i tumori ma per mantenere la salute propria e di tutti. Un'altra campagna, un'altra iniziativa le nostre iniziative vanno sotto un progetto che si chiama Cambiamenti, proprio sono due parole che stanno insieme, no? Cioè cambiare l'approccio mentale a come ci si comporta e a come si rispetta la natura per prevenire la salute. Per esempio, un'iniziativa che sta avendo sempre più seguito e che noi portiamo avanti è quella dei gruppi di cammino, perché è molto importante l'attività fisica, ma soprattutto quella di camminare anche quotidianamente in compagnia, appunto, porta a un approccio positivo, a un atteggiamento positivo per mantenere la salute. E vediamo che questa è una campagna che porta sempre più adesioni tra le persone. I martedì sera si fanno cammini più spediti, il giovedì in mattinata invece quelli che chiamiamo più tranquilli per le persone che ce la fanno meno a camminare in Quanto scioltezza, importante diciamo. è anche per la malattia l'aggregazione, il fare squadra, sapere che hai qualcuno che ti aiuterà, che non sei da solo. Io penso che è una medicina fondamentale, importantissima, tanto è vero che lei sta dando dei numeri importanti, vuol dire che la gente ha capito l'importanza di non stare sola, di avvicinarsi a quelle realtà che la possono aiutare sia nella malattia ma anche psicologicamente non sentirsi soli. Ecco, facendo anche questo tipo di sport, di cammino. Prego, dottore. Sì, come appena detto lei, ecco, un altro discorso importante è quello appunto della collaborazione, dell'apertura, aprirsi anche a tutte le altre associazioni, oltre che agli enti come i comuni, all'ULSS ovviamente, perché l'atteggiamento partecipativo di tante realtà porta
non solo a coinvolgere sempre più persone e non solo e anche a convincere sempre più persone che la salute passa non solo per la richiesta di sempre nuovi farmaci, nuove prestazioni da parte degli organismi sanitari, cose molto importanti ovviamente, no? Noi ci battiamo anche per la difesa del sistema sanitario nazionale, che è un po' adesso sotto attacco, tant'è vero che Appio ha organizzato recentemente anche dei convegni proprio per esempio sulle case di comunità, che a Mogliano hanno trovato una notevolissima partecipazione, ma anche qui collaborando con altre associazioni, con il patrocinio del comune, e quindi questo ha portato a una partecipazione molto grossa. Ma stavo dicendo che l'elemento molto importante per la difesa della salute è appunto quello della prevenzione, cioè badare all'aria che si respira, all'acqua che si beve, ai cibi che mangiamo. Tant'è vero che Appio organizza anche corsi di cucina sulla sana alimentazione, per esempio. Quindi tutti approcci che mostrano come ai fini della salute un elemento molto importante è come si vive. Ecco, il fumo di sigaretta, per esempio, ecco, le lezioni nelle scuole contro il fumo di sigaretta e il fatto che moltissimi giovani, io ho partecipato insieme ai medici a qualche convegno e vedo che i giovani sono, chiaramente conta la modalità con cui viene portato il messaggio ai giovani, che non è facile, no? Farsi ascoltare dai giovani, ma una volta che si è entrati l'interesse e la risposta dei giovani c'è, come si diceva anche prima, l'importanza del coinvolgimento dei giovani in tutto questo. Grazie veramente dottor Siro per quello che ha detto, è molto importante quello che ha detto il dottor Siro Valmassoni per far capire che i giovani ascoltano, bisogna intrigarli, però bisogna guardarli dritto negli occhi e fare un'educazione civica molto importante, che è quella del rispetto del proprio corpo. Questa è la verità. Pubblicità. Il Consiglio direttivo nazionale ha votato e il risultato è Brescia 13, Verona 9. Pertanto la adunata del 2027 è a Brescia. Verona non ospiterà la 68esima adunata nazionale degli alpini del 2027. Il Consiglio nazionale ha scelto Brescia e la città scaligera dovrà aspettare ancora. L'ultima adunata nazionale a Verona è stata nel 1990, mentre la Triveneta si è svolta nel 2014. I consiglieri nazionali hanno scelto la leonessa e gli alpini veronesi non hanno nascosto la delusione per la decisione. Qualcuno arriverà ancora in nodo alla gola e probabilmente dirà peccato che sia finita così. Torno a ripetere, Brescia la meritava come Verona. A parlare davanti ai consiglieri nella sede nazionale di Milano il presidente della sezione di Verona, Maurizio Trevisan. Un'opportunità era la nostra adunata nazionale, quella di coinvolgere i giovani attraverso una grande esposizione messa a disposizione da parte del Comune di Verona, che era l'Entefiera, e quindi su quei 300.000 metri quadrati di esposizione potevamo creare veramente non la solita cittadella alpina, ma qualcosa di più. Avevamo l'aspettativa molto forte, avevamo l'orgoglio di poter ospitare la bandiera di guerra nella nostra arena, che ormai è abituata a ospitare i grandi della terra, ma questo non accadrà. Quantomeno non accadrà nel 2027, Verona dovrà aspettare di avvicinarsi ai 40 anni di assenza della adunata alpina per pensare di poterne avere un'altra. L'ultima candidatura di Verona prima dell'attuale risale al 2018 per l'adunata del 2020, era l'anno in cui la sezione veronese festeggiava i 100 anni dalla fondazione e anche in quell'occasione però fu bocciata nel confronto con Rimini, con l'adunata che poi si svolse nel 2021 causa Covid e poi tristemente ricordata per presunte mai accertate molestie e offese sessiste. Abbiamo in linea Mario da Padova. Ciao Mario. Mario? Allora vediamo se recuperiamo Mario perché era andato in onda il servizio. Allora Presidente, ecco, Verona non è riuscita ad avere questa adunata importante, ma ci sarà
ecco, in futuro, tanto adunate ne fate sempre tantissime, ma soprattutto quello che veramente traspare dalle vostre adunate, poi noi lo vediamo con gli ascolti che abbiamo, la partecipazione delle persone, vuol dire che riuscite a intrigare queste persone che dal mattino fino a sera vi seguono in tutto e dappertutto. Ecco, cos'è che secondo lei, Presidente, dopo tanti anni di presidenza, di prima linea, ha capito l'importanza di andare nelle piazze, non solo un'ora o 2 ore dalle 8 alle 10 o dalle 8 alle 11, ma di essere tutto il giorno presente, perché l'importanza anche della presenza continuativa, ecco, di questa voglia di far capire che si possono anche avere delle informazioni importanti anche in una sfilata, come trasmettere i valori della persona, dell'arma degli alpini. Prego. Direi le nostre adunate, appunto, voglio ricordarlo, sono da un lato il momento di incontro e di condivisione tra tutti coloro che sono e hanno fatto il servizio di leva, ma anche i nostri amici e aggregati, per poter dimostrare, ecco, di stare insieme e che noi crediamo sia un valore importante. Quindi il fatto di far sfilare tutte le nostre 80 sezioni italiane, più le 30 sezioni all'estero, con i nostri oltre 4.300 gruppi sparsi in Italia e all'estero in quella sfilata, dove ognuno mette poi il suo striscione, dove per ogni sfilata noi diamo un motto, proprio un argomento valoriale da dover così portare su quella dunata. Ricordo che per la dunata di Vicenza era il sogno di pace degli alpini, per la dunata di Biella alpini portatori di speranza, quindi messaggi forti dal punto di vista valoriale, messaggi capaci, ecco, di creare quel clima di condivisione che c'è, ed è una grande soddisfazione che c'è sempre nelle nostre adunate, tra chi va alla dunata e sono oltre 300.000 e chi è lì della popolazione della città che ci ospita e che veramente poi crea quella simbiosi totale che è veramente un segno vero di stare insieme e di partecipare. Ecco, credo questo sia importante. Quindi valori, trasmissione di valori, messaggi valoriali forti da un lato, messaggi di condivisione, di saper guardare l'altro, di saper stare insieme, anche in sana allegria ovviamente, ma farlo veramente con il cuore, con il trasporto, con la capacità di rompere quel mondo individualista che oggi sta dominando soprattutto l'Occidente e di portare ancora una volta alla capacità di un vivere civile e una condivisione civile che sono fondamentali. E queste sono le nostre adunate, le nostre grandi adunate. Voglio ricordare che oltre alla adunata nazionale io personalmente sono impegnato ogni sabato e domenica, perché tra raduni di raggruppamento, raduni di sezione, raduni di gruppi che in tutto questo periodo stanno compiendo i propri 100 anni, ecco, veramente c'è un impegno notevole, c'è un fermento notevole, soprattutto dopo il Covid. Io ero preoccupato, invece devo dire che siamo tornati forse con maggiore spinta, con maggiore voglia di poter ancora una volta affermare che ripeto, che il stare insieme, che il vivere civile, che il fare per gli altri sia cosa fondamentale e importante. Questi sono i segni delle nostre adunate, soprattutto di quella nazionale. Guardi, un segnale, Presidente Favero, era questa telefonata che ho perso, ma adesso il nostro bravo regista Andrea Basso cercheremo di riprendere. Era Mario da Padova, pensate, 97 anni, stava cercando di chiamare, proprio sono convinta che voleva dire qualcosa a lei, ecco, a questo corpo degli alpini, sono convinta di questo, vedremo se riusciremo a riprendere il nostro Mario. Pensate, 97 anni, ancora vivo, presente, con voglia di dire qualcosa. Però abbiamo Sandra adesso, Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno al signor Favero e all'oncologo, il dottore che è in collegamento. Io ho un cugino che alla mia età è stato degli alpini e va a tutti i raduni. E cosa posso dire? Che io mi ricordo nel 97 che sono venuti a Padova, io abitando qui in centro, li avevo sotto casa. Una gioia, Mirella, anche se alla mattina alle 7 sentivo l'odore delle costicine, l'allegria, i bambini che giocavano, era una gioia. Mi piacerebbe
che venissero ancora a Padova, perché è stato veramente un'adunata bellissima, ho ancora sto bellissimo ricordo. E dopo, Mirella, io dico la speranza, i valori, e gli alpini, ecco, dico solo una frase: grazie di esistere, come c'era una canzone. E auguri perché meno male che ci sono, ecco, complimenti a tutti e saluti anche al medico. Grazie. Che sarà ancora, penso, in collegamento. Grazie cara Sandra. Ecco, quello che io volevo chiedere invece al dottor Valmassoni, ecco, quanti giovani, ecco, anche nella vostra associazione potrebbero essere intrigati, fare un'educazione civica anche all'interno di queste associazioni? Io ho chiesto anche ai direttori generali, ecco, il supporto anche dei primari che ho avuto ospiti, di aprire sempre di più questi ospedali anche al mondo dei giovani, del volontariato. La scuola, ecco, ha 1000 problemi, invece dovrebbe cercare di capire l'importanza di portare anche questi ragazzi, perché io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quel dirigente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere per essere intrigato. Cosa dice dottor Valmassoni? Sono d'accordissimo, come dicevo prima, anche noi come Appio siamo orientati proprio al coinvolgimento dei giovani, e abbiamo visto, lo dicevo, che le lezioni fatte da esperti, in questo caso medici, nelle scuole per educare i giovani a sani comportamenti, producono un coinvolgimento. Poi un altro coinvolgimento che c'è per i giovani, l'abbiamo visto, è per un altro aspetto a cui teniamo tantissimo, che è l'aspetto della difesa dell'ambiente naturale. Come dicevo, ai fini della prevenzione l'ambiente naturale è fondamentale, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, eccetera, come dicevo, no? Quindi su questo, come vediamo anche dai vari movimenti che sono fatti soprattutto di giovani, pensiamo ai movimenti contro il cambiamento climatico, ma pensiamo anche ai movimenti... Noi sappiamo il gravissimo problema che abbiamo nel Veneto e che è stato nel Veneto, quello di PFAS, no? Per cui c'è stato il processo da poco con le condanne ai dirigenti della Miteni che hanno prodotto quell'enorme inquinamento da PFAS. Ma adesso si è visto che con i PFAS tutti i fanghi di depurazione adesso vogliono essere bruciati negli inceneritori, e lo sappiamo che gli inceneritori non riescono a eliminare i PFAS e quindi sono destinati, se portati negli inceneritori, a finire nell'aria che respiriamo. Aspetti dottore, che chiedo alla regia se riesce a trovare il servizio della Thunberg, questa ragazza che sta cercando, ecco, di far capire l'importanza dell'ambiente, ecco, questo Canal Grande colorato di verde che molti si sono indignati, anzi è stata anche allontanata, ecco, senza pensare che abbiamo ancora il sito aperto che inquina. Quello non dice niente nessuno, quello va bene, si deve ancora chiudere, però si colpisce che poi non è neanche inquinante quel colore che hanno messo nell'acqua, perché bisogna dire anche quello che è, eppure anche a casa sono convinta che molti, ecco, non condividono questo modo di questi giovani di protestare. Ecco, lei come vede invece questa protesta? Anzi, vediamo il servizio, dottore, poi lo commentiamo. Possiamo scambiare una parola? Non sono la portavoce di questa azione. Era giusto sulla tua presenza a Venezia e cosa pensi della manifestazione? Preferisco comunque lasciare la parola ai portavoce. Ha preferito lasciare la parola ad altri, ma a Venezia c'era anche Greta Thunberg, l'attivista svedese che nel 2018 fondò il movimento internazionale per la giustizia climatica Fridays for Future, all'azione di protesta condotta in Canal Grande da Extinction Rebellion. Con un'azione fulminea del movimento ecologista per protestare contro il cambiamento climatico, le acque del
del Canal Grande si sono tinte improvvisamente di verde fluorescente allo slogan di fermare l'ecocidio. La fluorescina, il materiale che abbiamo messo all'interno del Canal Grande, è un materiale assolutamente innocuo che viene utilizzato dagli speleologi per trovare le falde acquifere, dagli idraulici per cercare le perdite, quindi in qualche ora se ne andrà, se n'è già un po' andato, quindi noi in realtà amiamo questa città e vogliamo che venga effettivamente protetta. L'innocuità della fluoresceina viene più volte ribadita dagli attivisti di Extinction Rebellion di fronte alle polemiche di chi definisce l'azione una mancanza di rispetto nei confronti di Venezia. Dopo meno di mezz'ora, in effetti, il verde era già scomparso. Poco prima, mentre gli attivisti versavano la fluoresceina da un vaporetto, un insolito corteo saliva le scale del Ponte di Rialto. È una delle nostri modi di manifestare, si chiamano Red Rebels, è una specie di teatro che nasce in Giappone e che noi abbiamo ripreso per creare una forte risonanza emotiva, perché non possono parlare, si muovono tra la gente molto lentamente, evocando questa solennità, questa tragedia intrinseca ovviamente agli effetti del collasso climatico che stiamo denunciando oggi. Lo striscione fermare l'ecocidio e i tamburi sono stati immediatamente sequestrati dalle forze dell'ordine, che hanno anche identificato diversi presenti. Ciò non ha impedito che in cima al ponte si svolgesse comunque una breve manifestazione con volantinaggio negli ultimi giorni della COP30 a Belém in Brasile. Le proiezioni internazionali, dicono i manifestanti, confermano che di questo passo ci sarà un aumento medio delle temperature globali di 2,6 gradi centigradi, un livello che secondo l'ONU aumenterebbe drasticamente il rischio di superare diversi punti di non ritorno climatici e renderebbe intere zone inabitabili. Che reazioni avete ricevuto dai turisti o dai veneziani? Si sono dimostrati interessati a questo genere di manifestazioni? Allora, sicuramente molto interesse, molta curiosità. Penso che le persone locali fossero un po' più indispettite, un po' più sconcertate, anche preoccupate per quello che avevamo gettato nel canale, mentre i turisti erano molto più curiosi e anche diciamo più positivi nell'approccio, nel farci domande. Quindi sì, comunque molta attenzione abbiamo ricevuto e abbiamo avuto molto modo di parlare con le persone. Da Roma a Torino, da Genova a Palermo, l'azione si è svolta in contemporanea in 10 grandi città italiane, tingendo di verde tratte di fiumi. A Padova le acque della fontana in Prato della Valle. A Trieste 8 persone sono state portate in commissariato. Sentiamo il dottor Valmassoni come commenta questo servizio di questi giovani. Prego, dottor Valmassoni. Ecco, bellissimo servizio che mostra tutto e illustra effettivamente quello che dicevo prima. A questo livello qua, che conta tantissimo ai fini della prevenzione oncologica, la difesa della natura, i giovani, ovviamente perché vedono proprio compromesso il proprio futuro, partecipano e partecipano fattivamente. L'abbiamo visto per esempio anche nelle campagne che una campagna che abbiamo portato avanti è stata quella di piantumare. Abbiamo creato a Mogliano un bosco piantumando proprio su spinta di Appio in collaborazione con la scuola media, a cui hanno partecipato i giovani per promuovere il verde. L'abbiamo chiamato Bosco Pacifico anche per unire i due concetti, la difesa della natura e la difesa della pace. Ecco, a questo livello un altro aspetto che Appio ha partecipato, coinvolto nel coordinamento contro. C'era il progetto dell'ENI di costruire un grande inceneritore per migliaia di tonnellate di fanghi pieni di PFAS a Marghera, vicino all'abitato di Malcontenta, che è proprio stato su spinta del movimento di giovani che ha fatto in modo che l'ARPAV negasse l'autorizzazione all'ENI di costruire questo mega impianto, che sarebbe stato disastroso in un'area già super inquinata come la nostra, portare anche a questo ulteriore inquinamento. E questo è stato soprattutto per merito appunto del coinvolgimento di questi movimenti di giovani bellissimi che abbiamo visto nel vostro bel servizio. Grazie veramente, grazie, saluto e ringrazio veramente il dottor Siro Valmassoni, vicepresidente Appio, Associazione Prevenzione e Informazione Oncologica, di essere stato con noi e soprattutto le ultime parole. Cercate di guardare con altri occhi questi giovani che protestano, veramente scendono nelle piazze anche per voi che siete a casa, anche diversamente giovani, per farvi vivere meglio. Ecco, questo bisogna dirlo perché
perché è dovuto. Sentiamo invece come commenta Sebastiano Favero, Presidente Associazione Nazionale Alpini, questo intervento di questi giovani, di quei giovani che in qualche maniera devono pur farsi ascoltare, perché mi sembra che le grida di dolore sono tante ma gli ascolti molto pochi. Il futuro è loro, non è nostro, è loro e sono molto preoccupati. Prego Presidente. Noi voglio ricordare che nel nostro statuto uno dei punti all'articolo 2 fondamentali è la difesa dell'ambiente, la sua valorizzazione, ma soprattutto la sua difesa, e soprattutto ovviamente per quanto riguarda noi che siamo Associazione Nazionale Alpini dell'Ambiente Montano. Già da oltre 40 anni abbiamo istituito un premio fedeltà alla montagna che va a premiare coloro che appunto difendono il territorio montano, lo difendono con tutte le sue caratteristiche, e grazie a Dio il territorio montano ancora non è così inquinato, non ha così questi grossi problemi, anzi vorrei dire che nella nostra realtà, qui voglio lanciare un messaggio positivo, dico bene i giovani a essere attenti, molto attenti a tutte le problematiche che ci possono essere nello sviluppo e che possono portare ovviamente, anziché sviluppo, purtroppo anche problemi veramente gravi e quindi anche di compromissione della vita nel territorio. Però noi questo lo facciamo, ci impegniamo, lo abbiamo fatto, e voglio ricordare, ripeto, che sulle nostre montagne, anche su quelle venete, io tra l'altro nella mia gioventù ho fatto il presidente di una comunità montana, quella del Grappa, tutto il discorso di riforestazione e di rimboschimento noi lo abbiamo fatto, tanto è vero che nel nostro territorio il rimboschimento è aumentato di oltre il 100%, quindi c'è un'attenzione. Io grazie a Dio vivo a Possagno in un paese che direi che il verde ce l'ha e come, e lo ha difeso. Veramente ci sono altre realtà, quelle delle città, in cui effettivamente il problema del vivere diventa diverso. Vede Presidente, noi abbiamo un problema che poi c'è qualche politico che pensa di risolvere lui i problemi del proprio ego e taglia tutto perché ha deciso di fare qualcos'altro. Non è la stessa cosa poi ripiantare, perché c'è un sistema veramente particolare che è l'ecosistema che va tutelato e riservato. Io non riesco a capire perché qualcuno non si decide di fare quello che dovrebbe fare e non quello che si inventa al mattino quando si alza dal letto per un ego personale e basta, perché io penso che il politico passa ma i danni poi rimangono a noi e non ce n'è per nessuno purtroppo. Prego Presidente, mi scusi ma dovevo dirlo perché proprio è una cosa che non sopporto. Il problema proprio dicevo è questo e l'altro problema è quello dell'attenzione, cioè l'attenzione che spesso, io sono ingegnere quindi un po' di conoscenza su alcuni elementi ce l'ho, dico attenzione alle soluzioni anche per porre rimedio, che non sia peso al taccone da sbrego come dice i nostri veneti, quindi molta attenzione su quali sono le trasformazioni e su quali possono essere, perché e lo butto lì, ma questo non lo dico io, lo dicono anche grandi riviste scientifiche, per esempio puntare tutto su un mondo che va e utilizza l'elettricità forse potrebbe poi comportare alcuni problemi che possono poi riversarsi anche sulla salute dell'uomo. Quindi benissimo guardare in avanti, benissimo tecnologie, ma attenzione che queste tecnologie poi siano compatibili anche con la capacità dell'uomo di poter vivere su questo mondo. Abbiamo Mirko da Padova, poi salutiamo gli ospiti. Vai Mirko. Buongiorno signora. Mamma mia, dove eri finito Mirko? No, che ma piacere io la seguo sempre, che a volte non voglio intervenire per non disturbare tutto quanto. No, mi ricollego a quello che ha detto proprio un attimo fa, che trovo pienamente ragione, che a volte tagliano gli alberi senza nessuna motivazione. Io ho scritto anche al ministro Frattini facendogli presente che tagliavano degli alberi incredibilmente sani e stupendi. È tutto uno scaricabarile. E allora il comune e la regione il comune, guardi, e tagliano gli alberi con la massima semplicità perché devono fare questo, devono fare quell'altro, poi impiantano gli alberi, signora Mirella, questi alberelli, pensando che loro vivono di luce propria, specialmente quando sono appena impiantati, e il 99% muoiono tutti, però hanno impiantato 1000 alberi, a Padova è così purtroppo. Le do pienamente ragione, però sempre complimenti alla sua trasmissione e sempre un grazie a tutti i suoi ospiti.
Grazie a te caro Mirko, non disturbi, chiamate quando volete, lo so che è difficile prendere la linea, ma chiamate. Mi ha fatto molto piacere sentirti Mirko, veramente, e grazie anche per il supporto. Allora io ringrazio Sebastiano Favero, Presidente ANA, Associazione Nazionale Alpini, di essere stato con noi, veramente grazie Presidente, e ringrazio anche per la raccolta alimentare che avete fatto. Ecco, senza di voi non sapremo cosa fare, perché nei banchi alimentari arriva sempre meno prodotto alimentare, pensate, tonnellate tutto il giorno buttate via, e noi dobbiamo comprare oppure aspettare queste collette che fortunatamente ci sono grazie agli alpini. Veramente grazie di cuore da tutto il mondo del volontariato, Presidente Favero, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille, un saluto. E siccome non siamo proprio vicinissimi, ma mi permette, siamo quasi vicini a Natale, buon Natale a tutti. Grazie Presidente, veramente di cuore. Saluto anche il dottor Siro Valmassoni, Vicepresidente API, Associazione Prevenzione e Informazione Oncologica, di essere stato con noi. Avanti con i giovani, grazie dottore. Vuole aggiungere qualcosa? Un saluto veloce? No, grazie veramente a voi, è stata una bellissima occasione di illustrare i motivi della prevenzione per cui Apio si batte, e spero che i giovani si avvicinino sempre di più anche a questi argomenti. Grazie, buon lavoro a tutti e due, ci sentiremo. Pubblicità. Ospite Rudy Zanatta, Presidente Associazione Sogni. Ecco, questa associazione che si fa sognare ma poi realizza. Ecco, va nel concreto perché agisce, non parla. Veramente grazie Rudy di essere qui. Grazie, ma ringrazio anche Emilio Viafora, segretario regionale Sunia. Ecco, io sono molto contenta, segretario, di averla ospite, perché farò una proposta al segretario, vedremo, gliel'ho già mezzo accennato, perché la Mirella è stanca. Avete sentito sabato cosa è successo con questa coppia che oggi finalmente farà questa riabilitazione. Siamo riusciti a sfondare questo muro di gomma, che si rimpallavano le responsabilità, che il volontariato una parte non si capisce se è volontariato o se c'è un volontariato che però devi pagare, perché anche qua bisognerà che qualcuno faccia chiarezza, perché mi sembra che il volontariato non sia pagare, sia un'altra cosa. Per carità, con tutto il rispetto che posso avere, però allora non è volontariato, è un'altra cosa. Ecco, allora chiariamo, ecco, qualcuno deve chiarire, perché avete fatto tutto un grande mastellone, ecco, come Mastelloni, ecco, un grande mastellone dove siamo dentro tutti, e poi vediamo che succede quello che succede. Ecco, forse fare chiarezza anche in questo, i nuovi politici, anche regionali, non sarà male. Allora, io inizierei proprio da questo gigante buono, questa meraviglia di persona che abbiamo, che però è di una leggerezza unica, perché fa sognare e fa volare queste realtà che abbiamo con molti problemi. Andiamo a vedere questo video Sogni. Continua l'attività dell'Associazione Sogni a favore di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi. Anche in quest'ultimo anno ci siamo impegnati per esaudire i sogni di tanti piccoli guerrieri che hanno potuto trovare un po' di sollievo dalla triste routine delle corsie ospedaliere. Questo, per esempio, è Angelo, barzellettiere incallito e grande fan di Aldo, Giovanni e Giacomo. Con la scusa di accompagnarlo a Milano per un consulto medico, il simpaticissimo Angelo ha finalmente potuto esaudire il suo sogno, incontrando i tre comici e sottoponendogli una raffica delle sue battute. Il cane davanti all'albero di Natale. Finalmente hanno messo le luci in bagno. Infatti era appena nata perché... Agnes, invece, è una ragazzina di 10 anni, affetta da una patologia che ha avuto su di lei conseguenze fisiche che ne hanno ridotto la mobilità. Agnes ha potuto abbracciare Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto, le tre campionesse paralimpiche che per lei rappresentano un simbolo di riscatto nei confronti della malattia. Ogni volta che lo strofini, a noi ci arriverà il tuo pensiero. Ma in questi mesi è decollata anche l'attività della redazione di Sogni Channel, il canale YouTube nato per coinvolgere e valorizzare i ragazzi e le ragazze che a vario titolo entrano a contatto con sogni e che dà spazio alle loro passioni per intrattenere e motivare altri ragazzi come loro.
Al prossimo video e al prossimo sogno! Io ho un sogno, Rudy. Ho un sogno che in politica finalmente arrivino delle persone come te, come Via Fora, ma a livelli molto alti, come tante persone del mondo del volontariato che agiscono, che sanno veramente cosa vuol dire un problema, ma cercano di risolverlo, che non passano il cerino, perché io sono convinta che se tu vuoi il problema lo risolvi. Perché? Perché sai che hai una squadra che ti supporta, una squadra che ti aiuta, perché l'obiettivo tuo è quello di aiutare, di far sognare ma agire concretamente. Perché secondo te qualcuno non ascolta, ecco, questa verità che c'è, che sono le fragilità? Ecco, io vorrei parlare con te di fragilità. Cosa vedi tu dopo tanti anni? Ecco, tu ti rimbocchi le maniche, non chiedi mai niente, vai avanti per la tua strada, ed è l'importanza di questa strada dove ti ha condotto a realizzare tanti sogni perché hai centrato l'obiettivo. Prego, Rudy. La forza che hanno le associazioni è quella proprio che dipende sempre poi da chi le rappresenta, no? E quindi nasce sempre per un obiettivo. Io per esempio ho questa forza perché ho perso un fratello, se no difficilmente ti metti a fare questo. Sicuramente abbiamo bisogno di chi ci rappresenta anche a livello istituzionale, regione, Stato e quello che è, che possono capire sicuramente anche non solo la parte tecnica di quello che può essere un servizio, ma sicuramente se sono stati toccati dal vivo in qualche situazione. Io posso solo dire grazie perché per come siamo cresciuti in questi 21 anni abbiamo Pensate, avuto... 21 anni. Sì, da quando ho fatto una promessa e siamo riusciti anche a crescere grazie a quello che è stato un po' il nostro essere umili, con i piedi per terra, nel rispetto di quello che sono le istituzioni, soprattutto le immagini che abbiamo i bambini, di quello che sono la loro fragilità, perché proprio nel rispetto di quello che sono loro e la loro malattia, soprattutto trattandoli per quello che è, andando, dico sempre, a dimensione, realizziamo un sogno alla loro dimensione, non alla nostra né a quello che potrebbe essere l'artista magari, no? Nei tempi dell'artista che ci dona il suo tempo, come in questo caso era per Aldo Giovanni e Giacomo, si sono adattati loro a quello che era il tempo di Angelo, anche alla sua cura e tutto. E questo ha fatto l'enorme differenza e questa linea sottile di rispetto alla fragilità. Quello che però noto, Rudy, ed è molto bello, e lo noto specialmente nei bambini ammalati, che loro non vivono la malattia, vivono il sogno. Loro sono proiettati in un altro mondo, il mondo dei sogni, di realizzare quello che vogliono. Non è la malattia che li ferma, anzi delle volte dico, ma come fanno a essere così vispi anche con febbri alte? Perché vivono in maniera diversa la malattia. Invece il loro sogno non è guarire, è magari incontrare Giacomo, è loro il sogno. Ecco, il sogno che prevale sulla malattia. Pensate cosa riescono a fare questi piccoli. Sentiamo Leone da Trebasele e poi sentiamo Rudy. Vai Leone. Ciao mille ragazzi, anch'io ho un sogno. Io vorrei regalare una televisione alla signora von der Leyen, perché da quello che sta succedendo a Gaza non l'ho mai sentita dire una parola, una su Gaza. Non è mai andata a contare i crimini di guerra che ci sono a Gaza. E adesso che è piovuto, che ci sono tutti quei palestinesi sott'acqua con le tende. Non ho mai sentito dire una parola su questo. Allora io vorrei regalare una televisione alla von der Leyen, perché lei, poverina, forse non ha i soldi per comprarsi una televisione e guardarsi i telegiornali. Allora io la compro io, e se questo signore che realizza i sogni la potesse recapitare, io ne sarei molto grato, realizzerei il mio sogno. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone, capite, ecco, le riflessioni sono tante che le persone fanno a casa perché è un momento veramente delicato e io dico sempre, Rudy, che abbiamo un unico cielo, non è che il cielo sia diviso a pezzi, ecco, e le stelle sono nel cielo e qualcuno sta cercando anche di oscurarle, purtroppo questa è la verità. Ecco, cosa vuoi dire di questi bimbi che vivono queste situazioni e poi tu realizzi i loro sogni e là è l'esplosione di gioia e di felicità? La bellezza come dicevo prima, di 21 anni è nel vedere che questi bambini sono i primi per quello che riguarda i nostri bambini guerrieri, li chiamo io,
che sosteniamo nella loro malattia così pesante che è l'oncoematologica è quella di dar loro forza alle loro famiglie. È una cosa incredibile. E abbiamo notato in questi anni, e quindi ci è stato riconosciuto poi anche nel 2023, il premio per la umanizzazione della terapia. E questo che non è, il sogno non è una cura, ma è un supporto alla fase depressiva e alla fase interna agli ospedali, perché anche per fascia d'età i bambini più piccoli lo vivono come un momento, gli puoi raccontare tutto e lo vivono magari anche raccontando un gioco, anche magari facendogli vedere un loro sogno, ok? E la vivono in quel modo. Nell'adolescenza le parole contano, perché vogliono sapere. La parola tumore, per esempio, per un adolescente già vuol dire morte, e quindi paura. E quindi già si vede una fase depressiva che va supportata, e il nostro sogno, in questo caso, con la bellezza di lavorare con i psicologi del reparto, ci dà modo di intervenire in questo momento e dare supporto anche a questa fragilità per dargli forza a superare questi brutti momenti che sono così scontati, ma purtroppo ecco, il sogno ha una forza, ha il potere proprio di riuscire a portarli fuori in una dimensione normale anche per un'ora, un giorno, 2 o 3 giorni, a seconda di quello che è il loro sogno, ma dare proprio ritrovare questa energia, questa forza a superare le cure forti, insomma. Allora, sentiamo il sogno invece di questo segretario Emilio Viafora, regionale Sunia. Ecco, qual è il suo sogno, segretario? È che di non vedere più persone costrette a dormire per strada o in una macchina, o famiglie che vengono divise perché magari vengono sfrattate, non hanno la possibilità di avere un alloggio e vengono separate. Magari le donne vanno insieme ai figli da qualche parte, vengono messe a riparo e dunque si spezzano i legami familiari, i legami sociali, che pure sono importanti per fare della vita un percorso, diciamo, che sia significativo e non sia solo pieno di ostacoli. Questo è il sogno, che questo riguardi tutte le persone che sono in difficoltà, il cui numero cresce in ragione del fatto che crescono le povertà, crescono le diseguaglianze, le persone sono sempre più sole e c'è uno stacco sempre maggiore tra quello che è il vissuto delle persone e l'impegno che mettono le istituzioni a risolvere il problema della gente, ecco, il problema delle persone. Io penso che questa situazione prima o poi esplode, vorrei che non fosse defragante, perché investe proprio la qualità anche della democrazia di un paese, perché la democrazia vive se c'è un riconoscimento di tutti quanti i soggetti. Se tutti quanti i soggetti vengono assicurati, a tutti i soggetti viene assicurato almeno uno standard di qualità della vita che vale di essere vissuta, altrimenti crescono le diseguaglianze, cresce la violenza, cresce l'individualismo, cresce, diciamo, tutta quanta una serie di fenomeni e cresce l'insicurezza. Presidente, però io ho accompagnato proprio una settimana fa, cosa dite voi? È passata una settimana. Una persona che da 3 anni dormiva in macchina, un veneto, visto che qualcuno dice prima i veneti, no, un veneto doc, una brava persona, purtroppo ha perso il lavoro, perso tutto, arriva la depressione, quando poi superi i 50 anni è difficile ricollocarsi perché tutti cercano di avere giovani. E questa persona, mi ero accorto che era su questa macchina, e finché mi sono decisa a aprire quella porta ho detto almeno dirà, mi lasci stare, però io la apro. E lui mi ha detto è la prima dopo 3 anni che apre questa porta su un parcheggio anche molto frequentato. Ma non è questo il tema è che siamo riusciti ad avere finalmente la casa per questa persona. E quanto voglio adesso? Perfetto, ho detto al sindaco, casa, perfetto, ATER, perfetto. E adesso chi paga? Gli allacciamenti? Come va dentro questa persona in questa casa? Bisogna fare domanda. Se glielo dici quando gli dai la casa che deve fare la domanda per un rimborso, oppure quando è stata fatta la domanda qualcuno doveva creare immediatamente anche le carte per nel momento che arriva la casa hai anche un contributo comunale. Perché mi sembra che qualcuno non si renda conto cosa vuol dire vivere
in queste condizioni. Questa persona è venuta anche in trasmissione, non l'ho fatta vedere nel rispetto della persona, però lui ha detto: vedi Mirella, per gli amministratori 1 minuto, 1 giorno, 1 mese, 1 anno, 10 anni è la stessa cosa, per loro non ha importanza. Per noi invece 1 minuto è 1 minuto, 1 ora è 1 ora. Ecco, perché si continua a fare percorsi burocratici assurdi, dico io assurdi, invece di cercare come fa Rudy di risolvere il problema. Invito Giacomo e tutta la compagnia, ma faccio prima questo, non è che chiamo Giacomo la mattina che devo consegnare il sogno al bambino, ecco, devo fare questo, ma prima faccio tutto quello che devo fare nel momento poi arriva il sogno con la consegna. Non le sembra che qualcuno invece di fare il lavoro che dovrebbe fare si gira da un'altra parte? No, io penso che è cambiata la scala dei valori. Noi abbiamo oramai una società in cui quello che conta è assicurare un livello di consumi, di benessere e robe di questo genere, in cui l'economia regola tutto, il mercato regola tutto. Le persone, i bisogni, i diritti vengono dopo. Se vengono dopo diventano, come si chiama, assolutamente negoziabili. Sì, me la piglio quando ho tempo libero, poi magari l'affronto. Se invece ho un problema che riguarda l'economia, che riguarda eccetera eccetera, sono tutti quanti, si superano tutte le barriere burocratiche e tutte le barriere anche politiche e istituzionali. Io penso che se non si cambia questa scala di valore e non cominciamo a prendere atto che la società, che come si chiama, le persone hanno bisogno di vivere in maniera dignitosa, perché è vero che non siamo tutti quanti uguali, che c'è un riconoscimento, che vanno riconosciuti anche i diritti di chi ha di più e via discorrendo, ma che c'è, come si chiama, la dignità delle persone va salvaguardata. Quando tu hai una persona fragile, deve pigliartene carico a 180 gradi, 360 gradi, perché quella persona lì è fragile perché non ha una casa, ma non avendo una casa è fragile perché non ha nemmeno uno stato di salute adeguato, non assicura, come si chiama, e magari non ha tutti quanti i beni alimentari che sarebbero necessari a sé e alla famiglia. È un elemento di insicurezza, perché quello lì diventa un disperato, diventa, come diceva un noto sociologo, che ormai non c'è più purtroppo, Bauman, perché noi viviamo queste persone come se fossero degli scarti. Tu degli scarti che fai? Una volta c'era anche la povertà, però veniva riconosciuta e c'era una società che se ne faceva carico. Adesso, siccome sei uno scarto e tutto quanto è consumo, lo scarto va buttato. Però, e si creano discariche sociali. Presidente, non le sembra però, qua ritorno al discorso che dicevo prima del volontariato, c'è un volontariato che non fa pagare niente, c'è un volontariato che si chiama così invece che fa pagare, ma ho bisogno di far pagare il trasporto, allora fai meno di fare volontariato, ti apri una cooperativa e fai un'altra cosa, dico io. Quello che però è che qualche ente, siccome ho avuto a che fare proprio per questi casi, perché ne ho 2 o 3, ecco, ha degli affitti, sono enti benefici che dovrebbero aiutare le persone in difficoltà, sono date apposta. Poi quando sento l'affitto che chiede una persona invalida, ecco, che deve entrare su questo buco di appartamento, che poi non si vede, e qua stai molto attento Rudy quello che ti racconto, non è che guardano la persona che hanno di fronte e magari dicono aspetta che vediamo che appartamento dare, perché se uno, ecco, non ha le gambe, non ha mani, deve muoversi in maniera diversa quando entra in casa, togliendo deve strisciare, e se ne fregano, e soprattutto il costo. Allora un appartamento di 40, può essere anche 30 forse, metri quadri, l'ente benefico chiede 300 euro, Presidente. Non le sembra che c'è qualcosa che non va, che qua bisogna che qualcuno intervenga? Perché non sei nato privato e puoi fare quello che vuoi. Tu sei un ente che dovrebbe aiutare le difficoltà, le emergenze, le fragilità. Cioè questo chiedere, che poi, aspetti Presidente, che sono andata a vedere l'appartamento, fosse nuovo, tutto automatizzato, vabbè, insomma. Ma questo è un appartamento vecchio, gliel'hanno dato in condizioni pietose, perché questo poveretto, pur di avere sta casa, ha detto vabbè mi arrangio io, pur perché era su una strada.
Come si fa a intervenire, Presidente? Perché io non ne posso più di tutti i soldi, ma dove ne trovano i soldi? 300 euro di affitto su un buco di un ente benefico? Ma stiamo scherzando, Presidente? C'è il silenzio assoluto da parte chi dovrebbe invece dire no, non può essere questo, con presidenti che pensano di essere arrivati in cima del mondo? No, guardi, io penso una cosa, che poi ci sono casi, non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, perché ci sono associazioni di volontariato che svolgono quelle brave le una funzione fondamentale. Parliamo di queste. Ma queste qui bisognerebbe chiuderle, perché bisognerebbe, se non rispondono ad alcuni caratteri, bisognerebbe dire che non sono un'associazione di volontariato, un'associazione benefica, ma sono altro, sono società. Poi io immagino pure che un'associazione benefica si faccia la differenza. Se io magari ho una possibilità, anche se sono in difficoltà, aiuto un altro, perché ci deve essere un elemento solidaristico, altrimenti si fa una rete. Non si fa, però bisogna fare rete. Certo, bisogna pigliare atto che ci sono persone che non sono nelle condizioni di poterti dare quelle cose lì, ma guardi che questo riguarda migliaia di persone in Veneto. Lasciamo stare i casi più estremi. Ci sono tante persone anziane che vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che abitano all'ultimo piano, sono chiusi in casa. Se c'è qualcuno che gli va a fare la spesa, perché sono senza ascensore, a volte non hanno nessuno a cui rivolgersi, hanno difficoltà a andare pure a curarsi, perché a volte non vengono nemmeno accompagnati per poter andare dal medico, per andare in una struttura. Dunque bisogna pigliare atto che c'è un cambio demografico, c'è una crescita dei bisogni, perché questa società, come dicevo prima, crea fasce di emarginazione che noi non possiamo accettare. Non si possono accettare come se fossero normali. Esatto. Perché bisogna anche cominciare a muovere. Io la dico così, non essendo un praticante, ma tanti vanno in chiesa, si battono il petto, va bene, e poi subito dopo, quando sono usciti dalla chiesa, dimenticano tutto quanto il resto. Io penso che avremmo bisogno proprio di ricostruire in questo senso una nuova scala valoriale. Va bene, e creare su questo un'alleanza tra associazioni di volontariato. Ma questi enti possono proprio fare quello che vogliono, oppure dovrebbero... Sono soggetti alla legislazione, sono soggetti ad una verifica, c'è una legge nazionale. C'è una nuova riforma del terzo settore che comunque tutela anche questo. Per esempio, posso parlare, scusi se le ho... No, anzi. Io posso parlare di noi, le famiglie sono totalmente sostenute da noi. L'obiettivo è di non far pagare e pesare il costo, quindi e c'è una trasparenza, c'è tutta... Ho capito, però se questo ente è nato come ente di supporto alle fragilità e alle difficoltà, tu devi fare questo. E se tu metti una cifra che non è congrua con la persona che hai di fronte, perché ha un ISEE a 0, perché non può permettersi altro, tu devi stare in base allo statuto che hai. Non chiedere 300 euro su un buco di un appartamento vecchio, marcio, e anche essere prepotente. No, non può funzionare così. Ma io penso di essere l'unica che ha coraggio di dire queste cose, Presidente, perché attorno a me c'è il silenzio assoluto. Lui che non ha il coraggio perché dice cosa faccio, o questo o cosa faccio. Ma perché un fragile è sotto ricatto, no? Più sei debole, più subisci. I forti si difendono da soli, i fragili hanno bisogno delle istituzioni, hanno bisogno di associazioni che si prendano in carico queste persone. Allora, se c'è un'associazione però che si muove in questo modo, questa qui esce fuori da quello che è la legislazione sul terzo settore. Perché se tu sei iscritto al terzo settore, perché ci sono i controlli che andrebbero fatti, c'è poi un ruolo pubblico anche, perché non è che queste cose avvengono nella oscurità, sono anche a volte palesi. Sì, ma io ho avuto anche Deborah Marcon, che lei conosce bene, che è la segretaria del Sonia di Treviso, e lei ha confermato quello che ho detto io. Ci sono questi presidenti con i quali non si riesce a dialogare, non si riesce a far capire l'importanza di quello che si deve invece... Un conto è se ci voglio dialogare io, che sono un'associazione, un altro tipo, sono un sindacato. Un altro è se c'è un'istituzione, perché all'istituzione deve rispondere.
All'istituzione ha il compito della vigilanza. Ma l'istituzione è quella che le ho detto prima che... Ma non è l'ente l'istituzione, No. ci sono i controlli che vengono fatti alla regione, vengono fatti allo Stato. L'istituzione non è presente, lo vediamo, allora queste persone, lei ha detto una parola importante, sono gli scarti, sono gli ultimi. Vuoi che io vada a prendermi istituzione l'onere di aiutare uno scarto? Ma non esiste, Presidente, ma non esiste, basta vedere da chi è supportato il mondo delle difficoltà e delle fragilità, dal mondo del volontariato, non dalle istituzioni di sicuro. So. Abbiamo in linea, chi c'è in linea? Ciao Mirella, sono Wanda. Wanda? Sì, ascolta, ciao Wanda. Il mio marito è cardiopatico, vorrei farmi il vaccino anti-influenzale. Sul distretto di Silea non ci sono vaccini anti-influenzali. È più da 15 giorni che lo sto aspettando. Lui non li manda. Com'è possibile una cosa così? Allora, Wanda, non ci sono vaccini a Silea per anti-influenzali per suo marito, non so, mi informerò Wanda, poi ti farò sapere, lascia il tuo numero che verificheremo. Ci sono anche farmacie che lo fanno. Ma puoi andare anche in farmacia che lo fanno il vaccino, come dice giusto Biafora. Sei andato in farmacia? Magari dovrebbe essere gratuito. Sì, ma sei andato in farmacia? Ma lo devo pagare se io vado a distretto, è gratuito? No, non lo devi pagare, ecco, vedi che non c'è l'informazione, ma vedete che non c'è l'informazione. No, il medico gli fa la è gratuito. Il vaccino è gratuito perché viene pagato dalla regione. Anche in farmacia è gratuito il vaccino, Wanda. Ti danno il servizio. Ah, è gratuito? Sì. Ah, va bene, grazie allora, grazie. Prego, cara Wanda. Ecco, vedete l'importanza dell'informazione che io cerco di fare tutte le mattine. Queste persone non sanno e non sono neppure abituate a informarsi. Loro vanno dal medico perché una volta era il medico che risolveva il problema. Ma il medico di famiglia. Se non ce l'ha. Ecco, questa è la situazione. Comunque Wanda va in farmacia che tuo marito ha fatto il vaccino. Ecco, quello che volevo capire, Presidente, e anche segretario, è l'importanza di tutti questi appartamenti vuoti. Allora io prima le dicevo, sono stata a fare un giro a Venezia e ho visto queste isolette, tutte con edifici vuoti, incredibili, enormi. Non penso che tutti siano proprio in degrado totale da buttare giù. E soprattutto la vicinanza di Venezia che ha con le realtà nostre, ad esempio anche Treviso, dove non abbiamo un ostello, non abbiamo studenti che trovano una stanza, non abbiamo RSA, operai che vanno al lavoro e non trovano casa. Ecco, come si potrebbe fare? Io ho chiesto di fare una richiesta al segretario di darci 2 o 3 isolette, scriviamo, che ci diano 2 o 3 isolette, pagheremo. Cosa ha detto quella telefonata, quella signora che hanno dato la villa dell'ex presidente della regione Galan, che pagano 40 euro al mese? Una villa ristrutturata, 40 euro al mese, Presidente? Villa bellissima, dove c'è un'associazione culturale all'interno, non si capisce come, chi e quando, perché avrei partecipato anch'io, Presidente, a questo bando, se c'è un bando, anche Rudy magari, Rudy, ci mettiamo insieme magari per fare sto bando, ma non si sa mai niente, e soprattutto capire che ci sarebbe la possibilità di fare questo, però noi non abbiamo la forza, Presidente, di dire guarda che a me potrebbe essere interessante, ecco, riuscire a fare degli appartamenti delle RSA, visto che abbiamo anche la possibilità di avere vaporetti, cioè non so, c'è la mobilità, non è che non possiamo averla. Però sembra di parlare alla luna, invece questi appartamenti, queste case ci sono, questi edifici ci sono, Presidente. Ma noi abbiamo 450.000 alloggi sfitti in veri. Fermo, quanti? 450.000. Una parte di questi probabilmente non è abitabile, perché bisogna mettere solo in degrado o sono in posti assolutamente improbabili. Ce ne saranno almeno il 50%, e voglio essere proprio 50%, che andrebbero rimessi, come si chiama, a disposizione, perché noi non possiamo avere 2 cose tra di loro in contraddizione. Da una parte il consumo del suolo che continua a deperire e dunque a creare problemi ambientali. Abbiamo un'emergenza abitativa, abbiamo le case e non c'è un piano strutturale per recuperarle e darle, metterle a disposizione delle persone che cercano casa, perché oramai ci sono. Guardate che c'è un fenomeno nuovo,
ci sono lavoratori, lavoratrici, a volte anche giovani professionisti che non possono più abitare in città perché i pochi alloggi in fitto che danno, okay, sono a prezzi assolutamente incompatibili con la struttura oramai del salario. Tant'è che siamo il paese dove si parla oramai di lavoro povero, perché una lavoratrice che part-time, quanto guadagna? 800 euro al mese, 1000 euro al mese, quanto può spenderne per il fitto? Possiamo vivere in un paese in cui viene certificato dall'Istat, e non da me, che sono uno qualsiasi, che per abitare una casa in fitto le persone spendono per il fitto oltre il 50% del loro reddito. Se ci metti i consumi, l'energia, le utenze, l'acqua, eccetera, cioè uno non rimane nulla. Sappiamo tra l'altro che viviamo in un'epoca in cui molte volte i nuclei familiari sono monoparentali, cioè perché magari ci sono due persone che si sono separate o una persona che vive da sola, deve avere questa possibilità. Ma il piano casa chi lo deve fare? Veramente c'era stata una grande, siccome siamo ancora sotto elezioni non posso parlare, c'era stato promesso un grande piano per abitare. Guardate, io porto sempre un esempio che forse è significativo. In paesi come la Francia, non stiamo parlando della Russia stalinista, in Spagna, in Germania, il patrimonio pubblico, okay, di abitazione supera abbondantemente il 25%, con punte di oltre il 30% in Germania. Lo sapete quant'è il patrimonio pubblico in Italia? Il 3%. Dunque noi non abbiamo una politica per l'abitare che guarda complessivamente a tutte le fasce dei cittadini e abbiamo creato questo mito che tutti gli italiani sono possessori di casa. Io sono felice per tutti quelli che la possiedono, compreso me, una casa, e mi sento fortunato. Ma già mio figlio, ok, non può vivere, va bene, dove lavora, dove dovrebbe lavorare, ed è costretto a fare smart working, che non vorrebbe fare perché lavora 24 ore su 24, certo, perché non può permettersi un affitto. Perché abitare a Roma, perché lui lavora presso un'importante fondazione di formazione, ente di formazione per professionisti, e ha pure uno stipendio molto più alto della media di quello che guadagna. Ma per abitare in una città come Roma, se sei monoreddito come lui, hai bisogno di almeno 1000 euro al mese di affitto. No, non basta. Maurizio, conserve, vai Maurizio. È assurdo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo confermare, Mirella, quello che hai detto tu poco fa, intanto, che praticamente i vaccini anti-influenzali sono gratuiti sia in farmacia che anche dal medico di base. Ecco, questo è tanto per confermare quello che tu hai detto. Grazie. Io l'ho fatto e sono a posto. Poi volevo chiedere al signor Biafora. Signor Biafora, qui c'è un problema, però non so, per quanto riguarda le case, i condomini. C'è gente che occupa. Sono sicuro io di trovare nell'appartamento o nella mia casa, quando entro, la mia casa sicura, oppure trovo qualcuno che me l'ha occupata? Attendo sue risposte. Grazie e buona giornata. Ma il rischio è proprio questo, che se io poi sono proprio disperato e non c'è, come si chiama, non vengo accompagnato nel mio bisogno di abitare, se trovo una casa libera rischio che la occupo. Infatti noi abbiamo detto che anche per assicurare i proprietari di casa e mettere le case a disposizione, forse bisognerebbe creare, come avviene, un fondo di garanzia che garantisca i proprietari e contemporaneamente consenta di accedere a persone che ne hanno diritto, che cercano un'abitazione, magari a prezzi calmierati, perché se tu a uno gli chiedi 800 euro, 900 euro, magari quello te lo firma pure il contratto, ma poi comincia a non pagare e dunque diventa un problema. Cioè, è necessario che questo, oramai l'abitare è diventato una grande questione sociale, oltre che una grande questione economica, ed è una questione anche civile, perché un paese non può vivere in una condizione in cui ci sono sempre più persone, in una condizione in cui noi parliamo di abitare, ma vivono in condizioni veramente disdicevoli. Ecco, io penso che noi tutto questo dovremmo portare una responsabilità, ognuno per la propria parte,
perché non si può girare la testa sempre da un'altra parte, è necessario prendersi in carico questi problemi e dargli una soluzione. Io capisco le difficoltà che hanno soprattutto i sindaci, che sono in prima linea, perché guardate, viviamo tra l'altro in un mondo folle, soprattutto io non sono, come si sente, veneto, no? L'autonomia differenziata, l'unica cosa che non si vuole fare, l'unico potere è che tutta quanta il problema a casa è un problema gestito a livello centrale, va bene, e alle regioni è dato soltanto qualche altro incarico. Non viene richiesto come potere assoluto, come potestà lasciata autonomamente alle regioni e ai comuni, perché se un comune non è in grado e non è nelle condizioni di governare a 360 gradi il proprio territorio e le abitazioni, va bene, io penso che sia un problema, però questo non viene, perché non viene considerato un problema. Perché di solito chi ne parla una casa ce l'ha, compreso me, insomma. Allora Rudy, io vorrei anche sentire una tua riflessione su quello che è accaduto su questo bosco, con questa famiglia, non so se hai sentito, sì, con questi bambini, il papà e la mamma dicevano felici e vivevamo tranquilli. Ecco, la tua riflessione a voce alta qual è di questo fatto che ha diviso l'opinione pubblica, chi a favore e chi contro? Prego. Io credo che le cose si risolveranno sicuramente. Sicuramente dei bambini bisogna capire e vedere la situazione igienica soprattutto com'era, perché comunque la bellezza di vivere in un bosco sembrava una fiaba, però sicuramente se sono intervenuti i magistrati, da quello che ho capito, e hanno fatto questo, sicuramente c'erano le giuste, però sono convinto che i bambini torneranno, e da quello che ho sentito stamattina poi sembrava che anche sarebbe i genitori disponibili a fare un bagno, quindi vuol dire che non c'erano i servizi igienici. Non c'era, a 15 metri. E quindi secondo me torneranno in quel bosco i bambini con i loro genitori sicuramente. Allora, quello che io chiedo però è capire che qualcuno a livello politico delle volte dovrebbe lasciar fare a chi di dovere, perché se ogni volta la politica ci mette lo zampino non andiamo da nessuna parte. Ci sono questi organi di controllo, perfetto, se non crediamo neanche più agli organi di controllo, allora cosa facciamo? Questi bambini hanno bisogno di socializzare, hanno bisogno di capire forse che il bambino deve stare anche con dei bambini, deve rapportarsi con i suoi coetanei, non può vivere solo con degli adulti, però qui viene un dubbio, no? Il dubbio è come fare, ma mi sembra che abbiamo i mezzi per fare questo. Abbiamo in scuola bus? Non li abbiamo in scuola bus? Sì, ci sono in scuola bus, Rudy. Ma lì c'è una familiare. Ci sono delle realtà anche che vivono in montagna dove non c'è questo problema, perché vanno a prendere questi bambini. Non è che qualcuno si è girato da un'altra parte invece di centrare il problema come fai tu, di vedere come risolvere che questi bambini abbiano l'istruzione adatta, frequentano altre realtà, possono avere anche all'interno, come dici tu, della casa le norme igieniche che ci devono essere su una casa, indipendentemente se sei nel bosco o se non sei nel bosco. Ecco, cosa vedi tu, Rudy? Io credo che se si sono accorti che i bimbi vivevano in una situazione così, le attenzioni ci sono state, se no non si arrivava a intervenire sicuramente, e sono intervenuti per il bene sia della famiglia ma anche dei bambini, e secondo me proprio è per dare, logicamente delle scelte dei noi genitori a volte non sono, magari possono essere bellissime, ma vanno anche verso quello che è il benessere di quello che è anche una famiglia nella sua totalità, e quindi anche i bambini. Secondo me vedrai che, e sono ottimista su questo, che non si sono voltati dall'altra parte, perché non sarebbero rimasti in questa situazione ancora. E magari poi si arriva a strumentalizzare questa cosa adesso sicuramente, però per il bene dei bambini io sono convinto che lasciamo fare però gli addetti ai lavori, quelli che sanno. Sicuramente, però credo che gli avvisi siano arrivati dagli addetti ai lavori, perché sennò sono d'accordo. Io penso che prima di pronunciarsi, perfettamente, prego. Prima di pronunciarsi noi facciamo il tifo per ogni questione. Dividiamo il mondo, perché d'accordo che il contrario c'è, e a volte parliamo, me per primo, senza avere cognizione precisa del fatto. Lì ci sono stati degli organi probabilmente, poi la valutazione spetterà, perché c'è un ricorso anche dei genitori, vabbè, e si valuterà. Ma non è possibile che prima ancora di conoscere fino in fondo che cosa ha determinato un provvedimento di quel tipo si comincia a fare il processo o ai genitori o a chi ha assunto il provvedimento. Io penso che questo non è un modo civile di affrontare le questioni.
Mi permetto di dire però che è vero che le persone devono avere la libertà, perché tra l'altro c'è una norma che prevede per esempio l'obbligo scolastico, però viene lasciata alle famiglie la possibilità di salvo far fare gli esami eccetera eccetera, ma bisogna vedere poi le condizioni reali, se tutte queste condizioni che difendono l'infanzia va bene, vengono rispettate oppure no. Una casa che ha un bagno fuori a 15 metri in un bosco non mi pare che sia il massimo per un vivere civile, dove manca un bagno in casa e robe di questo genere. Uno può fare le scelte che vuole, va bene, però c'è un compito precipuo delle istituzioni dello Stato a garantire la dignità e i diritti della famiglia e dell'infanzia. E socializzare questi bambini con altri bambini. Ma noi socializziamo con quelli che vivono anche in altre esperienze e robe di questo genere. Il livello di socializzazione c'è, anche quello viene monitorato perché è un diritto ed è un dovere da parte delle istituzioni assicurare che tutti i bimbi abbiano le stesse possibilità. Monica da Paese, vai Monica. Io ti devo lasciare. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno, grazie di avermi accolta nella vostra trasmissione. Ringrazio anche gli ospiti che ci sono. Allora, io volevo dire appunto della famiglia Del Bosco. È giusto che le istituzioni si siano anche interessate di questo caso qua. È giusto che i bambini possano socializzare con altri bambini, però mi sembra un po' esagerata la cosa, perché i bambini, ad esempio, facciamo un esempio, i bambini sui campi Roma non li va a prendere nessuno, che dopo gli insegnano a rubare, eccetera, eccetera. E a quelli non li va a prendere nessuno, insomma. Poi col discorso anche della tecnologia, il telefonino, io vedo tanti bambini di 8-9 anni, anche 10, che hanno già il telefonino, appunto. E mi sembra un po' esagerata la cosa. E va bene tutto, sì, però abbiamo un po' perso il senso della realtà, mettere i piedi sulla terra, lavorare la terra, stare in mezzo alla natura, invece di stare sempre col telefonino 24/24, vedo questi ragazzi anche sempre col telefono, ma anche noi umani non diamo un buon esempio. Dovremmo staccarci da queste cose qua e apprezzare più la natura, appunto i boschi, far passeggiate, appunto stare in mezzo alla natura e stare un po' con noi stessi, a contatto con la natura, con la terra, perché ci stiamo perdendo, secondo me, stiamo perdendo tante cose belle e un po' invidio, diciamo che invidio io questa famiglia qua, perché loro, per carità, sì, prendiamo le cose con le pinze, loro per carità hanno un po' distolto i bambini da tante cose, però li invidio un po' perché si sono resi conto che è più importante stare in mezzo alla natura. Ma vediamo che Cappuccetto Rosso mai al telefono, cara Monica, capisco, però c'è anche un diritto del bambino che è quello che cresce anche nel mondo nel quale si vive, perché diventerà grande, diventerà adolescente, ecco, diventerà adulto, perciò io penso che soprattutto la socializzazione è fondamentale per queste creature, che per loro è tutto bello, sono piccoli e per forza che è bello, però dopo crescendo capisci che forse c'è qualcosa che avresti dovuto sapere e che non è stato fatto. Comunque sono convinta come Rudy che ci sia qualcuno che vigilerà e che ritroveremo serenità anche in questa famiglia. Andiamo a vedere invece questi sogni di bambini con Rudy Zanatta. I ragazzi che stanno dentro in reparto per tanto tempo gli si spengono proprio la parte occhi, devono vivere un vissuto che comunque non è per la loro età. E quando realizzi un sogno vedi l'emozione, vedi che esprimono una forza dentro e soprattutto si accendono i loro occhi. È quella luce che si riaccende negli occhi dei bimbi malati quando realizzano il loro sogno a spingere Rudy Zanatta, ormai da 20 anni, ad esaudire i desideri di ragazzi oncologici o affetti da malattie rare.
È la morte dell'amato fratello Morris nel 1980 a spingerlo a trasformare quel dolore in qualcosa di positivo. Poi la conoscenza di Emily, ragazza malata terminale che ha un sogno: volare a Capoverde. Rudy, grazie ad una rete di amici, riesce a far fare alla giovane quel viaggio tanto atteso. Ho deciso che tornando a casa di andare dal commercialista e parte l'avventura di sogni. Da Papa Francesco a Messi, da Buffon a Giovanotti, in questi anni Rudy Zanatta ha realizzato circa 300 sogni grazie ad un'associazione che oramai abbraccia tutta Italia. Spesso le richieste arrivano proprio dai reparti dove i piccoli pazienti sono ricoverati. L'onore che ci è dato è proprio di dire anche il potere che ha un sogno, soprattutto di sostenere nei momenti più difficili del percorso di questi ragazzi. E ultimamente anche purtroppo ci chiamano i stessi medici che vanno a regalare proprio ai ragazzi meno fortunati, quelli che purtroppo ce ne sono anche di questi terminali, e loro stessi medici e infermieri ci chiedono di realizzare da parte loro i sogni a questi ragazzi. E anche chi esaudisce i sogni come Rudy ne ha uno enorme che vorrebbe realizzare. Non vorrei più realizzare nessun sogno, proprio perché non ci siano più bambini ammalati. Ecco, un giorno spero si possa arrivare a questo. Questo è il suo sogno? Questo è il mio sogno. Allora, siccome Via Fora deve lasciarci, ecco, cosa vuole dire a Rudy intanto dopo aver visto questo servizio e con quale messaggio ci lascia, segretario? Io penso che è un'opera meritoria, che merita la considerazione di tutti quanti noi, perché misurarsi con realtà che provocano tanto dolore, con famiglie anche che vivono questo in maniera così drammatica, e regalare uno spazio, diciamo, di vita, una speranza anche. Non è solo regalare un sogno, anche metterli in condizioni psicologiche per affrontare la malattia, e dunque sono associazioni che vanno sostenute perché assolvono a un bisogno quasi vitale. Ecco. E come segretario Sunia qual è il suo sogno? Il sogno, mi auguro che col nuovo anno non ci siano più persone che bussano da noi perché hanno una difficoltà a trovare un'abitazione. E che ci sia fatta chiarezza anche su questi enti che veramente mi sembra che abbiano superato l'asticella, non tutti, ma qualcuno va ridimensionato. Grazie veramente, grazie al segretario del Sunia Emilio Viafora, segretario regionale Sunia. Andiamo a vedere questo tentato rapimento di questa bimba e poi lo commentiamo. Un incubo, quello vissuto qualche giorno fa a Padova da un giovane padre. L'uomo, 21 anni, di origini romene, stava camminando nel passeggino alla sua bimba di 1 anno addormentata. Nel momento in cui il papà ha attraversato il piazzale della stazione, si è trovato però la strada sbarrata da un 22enne tunisino residente nel Padovano che all'improvviso, senza alcun motivo, lo ha colpito allo zigomo con un pugno, afferrando la carrozzina e scappando verso le vie limitrofe. Il 21enne, ripresosi dal pugno, si è lanciato all'inseguimento dell'uomo, che nella fuga ha continuato a minacciarlo. A quel punto il padre ha chiamato la polizia e, restando in continuo contatto telefonico con gli agenti, ha fornito loro una descrizione del nordafricano e aggiornamenti continui sui suoi spostamenti. La volante in pochi minuti ha così identificato il fuggitivo e lo ha bloccato accanto al passeggino con la bimba in lacrime, visibilmente spaventata. La piccola è stata riaffidata al padre, mentre il 22enne è stato accompagnato in questura, ma quando è stato il momento di scendere dalla volante ha opposto resistenza, iniziando a tirare calci. Uno di questi ha colpito un agente, medicato in ospedale. Per lui la prognosi è di 5 giorni. Il 22enne, regolare in Italia dove è arrivato 1 anno fa, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato sequestro di persona. Dopo il giudizio per direttissima, convalidato l'arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Accertata la gravità dei fatti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio di revoca del titolo di soggiorno in possesso del cittadino tunisino e ha attivato la divisione polizia anticrimine per l'adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio da Padova. Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy, veloce, sono in chiusura. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora Mirella, non hanno preso il bambino che sua mamma debole aveva tentato anche di soffocarlo e invece l'ha accoltellato? E perché lei, essendo debole così, dovevo prenderlo prima, non lasciarglielo? Hai visto che fine ha fatto quel bambino là? E alle volte prendono questi bambini
a queste mamme che hanno ancora la testa a posto, ma perché qua, perché là, perché su, perché giù, invece vedi cosa succede. Ti saluto, ciao. Grazie Giusy, giustamente una riflessione che a casa si fanno, perché a certi sì e altri no, dove dovrebbero invece intervenire in maniera più drastica, non intervengono, però gli organi di controllo sono quelli e noi non possiamo farci niente, non possiamo neanche fare il fai da te, perché sennò non ne veniamo più fuori. Ecco, grazie Giusy comunque. Allora Rudy, come ci saluti, cosa vuoi dire, qual è il tuo sogno? Ecco, quello di non realizzare più sogni, mi piace, perché vuol dire allora che hai centrato l'obiettivo, ma purtroppo non sarà così. Purtroppo siamo in crescita con le richieste, però ci siamo e questo è il fatto di esserci importante, abbiamo bisogno di sostegno e quindi grazie per questa opportunità di far conoscere Sogni. E uscirà il mio libro a Natale, quindi magari prima di Natale, se vuoi, ci vediamo, magari che così lo lanciamo, che sosterrà un bellissimo progetto che è sempre quello di Sogni Channel, che permette ai bambini che ce l'hanno fatta, ai ragazzi che ce l'hanno fatta, di entrare nel loro mondo per aiutare i bambini invece che sono in ospedale, quindi un modo di dare continuità un po' a queste figure che vogliono dare una mano poi nel futuro di Sogni. Ascolta, siccome io sono sicura che tuo fratello ti sta ascoltando, io ci credo, cosa vorresti dire a questo fratello che ti ha dato proprio, ti ha fatto vedere la via che devi proseguire? Hai toccato... Lo so. Semplicemente grazie. Grazie. Come si chiamava questo fratello? Morris. Morris, ecco, perciò Morris anche da parte nostra veglia su di noi, perché ne abbiamo veramente bisogno e fa che questo gigante buono continui questo percorso di sogni che realizzerà con questi bambini. Ti ringrazio veramente di esistere anche a te, Rudy caro. Grazie, pubblicità. Grazie a voi. Donne abbiamo bisogno forse di carri armati, poi qualcuno dirà ma forse dobbiamo parlare di carri disarmati, ma intanto partiamo con i carri armati per vedere se riusciamo a fermare questi uomini folli, pochi speriamo rispetto a quelli per bene che ci sono, fortunatamente ci mancherebbero anche che non ci siano, però il problema è che in qualche modo qualcuno deve difendere queste fragilità, queste donne che nonostante il braccialetto elettronico, le denunce, ecco, non riescono a difendersi, qualcuno li deve fermare. E allora io ho invitato questa mattina, per me è una cosa veramente ormai usuale avere Moira Ferrari, tecnico Federazione Ginnastica Artistica, grazie veramente di essere qui. Grazie Moira, sarà l'ultima puntata con Moira, perché è importante anche il messaggio con questo progetto che si chiama... Il progetto sei tu, sei il progetto della tua vita. Che bello questo progetto, dobbiamo supportarla, ma soprattutto far capire che anche il gioco diventa importante, un gioco che fa crescere, che fa divertire, che fa anche riflettere. E saluto Andrea Perozzo, presidente associazione ludica Carri Armati Disarmati, possiamo dirlo così Luca? Scusa Andrea. Senti Andrea, quando è nata questa idea? Spieghiamo cos'è questa associazione ludica. Allora, questa è nata da 4 amici, ancora nel 2007, quindi già 18 anni che siamo presenti nel territorio, è di Montebelluna l'associazione, e sono partiti perché appassionati appunto di questi giochi in scatola. Vediamo anche le attività, le foto per cortesia, perché così capiamo bene di cosa parliamo, vai. E praticamente hanno detto ma perché non divulgare questa nostra passione e farlo diventare, come lo definiamo noi, gioco intelligente, ovvero far scoprire ai ragazzi, ma non solo, anche agli adulti, bambini eccetera, e che con il gioco in scatola si può imparare, quindi può essere una cosa educativa, può essere didattica e quindi può aiutare il pensiero laterale, insomma, quindi riuscire a dare molti stimoli, ecco. E quindi infatti collaboriamo con biblioteche, scuole, oratori, in cui facciamo magari delle giornate o delle serate in cui andiamo noi a spiegare appunto i nostri giochi che abbiamo in ludoteca praticamente. Sai, io l'ho fatto a Villa Margherita con un'altra associazione, certo, ci conosciamo. Appunto, e quello che mi colpiva è che veramente abbiamo riempito quel giorno Villa Margherita, certo, sia interno che esterno. Ma quello che mi colpiva è che i bambini giocavano da un'altra parte, che giocavano erano i genitori.
I genitori, tanto è vero che signora guardi che c'è il suo figlio che sta combinando, dico, ah sì, vengo, stava giocando la mamma. Sai, questo bambino che rimane sempre all'interno dell'uomo, certo, della donna che ha voglia di giocare, forse il gioco ci salverà. Cosa dici, Moira? Esattamente, hai toccato proprio un tasto molto delicato, però che ha una verità profonda. Ognuno di noi ha il suo bambino interiore. Sì. E secondo me è proprio quella parte che ci può realmente salvare, è quella parte con cui dovremmo tutti riconnetterci ogni tanto, perché è lì che troviamo la nostra essenza, quindi è molto importante dare spazio a quella parte. Tu stai dando con la tua attività proprio spazio a quella parte più gentile, più delicata, che sono queste ragazze che si avvicinano a questa attività sportiva, ma che dove alla fine viene fuori l'eleganza, la gentilezza, l'armonia. Sono i valori anche del nostro corpo che tu devi riuscire a tirare fuori anche con questi allenamenti, con questi esercizi, ma quanto difficile è far capire che tu hai quella potenzialità e magari lei non lo sa, non ci crede, si guarda allo specchio e magari dice io non ci riuscirò mai. Prego, Moira. È la cosa più complessa da fare in realtà, perché ognuno di noi ha dei talenti naturali e anche delle qualità naturali che però a volte teniamo lì senza rendercene conto. Invece quello che lo sport può fare è proprio aiutare questi ragazzi a entrare in contatto realmente con questi talenti e aiutarli poi piano piano ad allenarli, perché si tratta anche qui, no, di allenare le nostre abilità. Una cosa che ci frena molto in questa epoca è la ricerca della perfezione a tutti i costi. Questo loop che viene chiamato loop dell'eccellenza, dove tutti noi molto spesso rimaniamo incastrati, perché si punta a voler dire io voglio essere eccellente, però questo poi porta nella frustrazione, porta nel controllo molto spesso e anche nel giudizio. Quindi la cosa più importante è dire io punto all'eccellenza, ma non voglio essere eccellente, perché poi fondamentalmente non si finisce mai di crescere, non si finisce mai di trasformarci, e quindi la cosa più importante è proprio entrare in contatto con questi talenti per raggiungere la nostra migliore versione che è già dentro di noi, soltanto che noi non lo sappiamo. Allora, quando ti sei accorto che avevi questa disponibilità, Andrea, per il gioco, questo gioco un po' anche che ti fa staccare la spina dopo il lavoro, adesso ho qualcosa che mi aspetta che è il gioco, pensate che bello che è anche questo, può essere qualsiasi gioco, dico io, però tu hai scelto un tipo di gioco. Ma allora io, la mia passione personale è già da piccolo, quando vedevo i giochi in scatola era quello che chiedevo a Natale ai miei genitori piuttosto che altre cose. E quindi io da lì è partita la mia passione, un po' come tutti, diciamo, i soci in cui siamo. Poi ognuno magari apprezza più di tipo di gioco che un altro, però la nostra cosa comune è riuscire a far capire che questa passione può diventare una cosa molto, oltre che divertente, anche rilassante, come dicevo, educativa, quindi il piacere, insomma, di stare anche in compagnia, perché soprattutto la socialità, quella che magari è mancata purtroppo anche nei 2 anni di pandemia in cui la gente non poteva più incontrarsi, e infatti abbiamo visto che adesso c'è una voglia, un ritorno di incontro, soprattutto da parte anche dei giovani. Poi la nostra associazione è molto eterogenea. Cioè, quanti soci avete? Noi una quarantina e partiamo da praticamente i ragazzi più piccoli che sono 16enni fino a dire anziani è brutto, diversamente giovani, diversamente giovani, di anche 65-66 anni, insomma. Il bambino che rimane, ecco, il famoso bambino che hai dentro, come diceva Liliana Segre, dice ancora quella bambina dentro di me che non potrà mai dimenticare, che ogni tanto esce fuori e mi fa ricordare, ecco, mi batte
cuore, mi dice guarda che ci sono anch'io, ricordati di me. Ecco, forse è proprio il gioco. Io ad esempio vedo anche il Banco Solidale, specialmente all'Epifania, dove io ho la mania di mettere questi giochi perché me ne arrivano tantissimi giochi in scatola e poi osservo chi prende questi giochi in scatola. E allora nella pandemia c'erano le mamme che venivano, perché io l'ho sempre fatta la Befana anche durante la pandemia, per capire che questa Befana doveva arrivare in qualche modo a casa. E ti devo dire la verità, che i giochi in scatola andavano anche quelli più vecchi, quelli che magari non ti ricordi neanche, ma guarda che gioco è arrivato. Eppure c'è questa attenzione. Allora io chiedevo a questa, ma tu sai adoperare questo, hai preso questo gioco? Ma sì, ma è come me lo ricordo benissimo. Ecco, forse abbiamo bisogno anche di ricordi, di ricordare come giocavamo noi, con cosa giocavamo, quale gioco in scatola. Guardate che è bellissima questa cosa. Prego, Andrea. Sì, oltretutto noi abbiamo anche dei giochi, soprattutto lo usiamo d'estate, anche dei giochi d'esterno in legno, che quindi sono dei giochi che abbiamo ricostruito noi e che praticamente sono i giochi di una volta, quindi quello che è bello è vedere... Io pensavo ne portassi qualcuno stamattina. Se è che magari era lungo da spiegare ogni gioco, no. Ma comunque il bello è vedere quindi i genitori con i figli, i nipotini con i nonni, quindi è proprio un mondo che si apre. Ma in casa si gioca ancora, secondo te? Cosa dicono questi ragazzi? Sì, secondo me ha ripreso molto. Come dicevo, la pandemia ha avuto il negativo di magari chiuderci, ma anche abbiamo visto un boom dei giochi in scatola. Nel senso che ha detto come passare il tempo, alla fine la gente è andata ad acquistarne di nuovi ed è uscito, cioè sono usciti anche tante... Ma non è che si giochi solo nelle feste comandate, cioè a Natale gioco, all'Epifania gioco, dopo tutto l'anno ciao, non ho più tempo. Non è che siamo un po' inquadrati in certe date e basta per il gioco? Allora, il nostro scopo è proprio questo, di dire... Non giochiamo solo nelle feste comandate, ma giochiamo... Infatti abbiamo un incontro settimanale nella nostra sede a Volpago dove tutti possono partecipare ed è questo il punto, provate anche più di una volta a giocare e magari non solo quelli classici che conoscete, ma perché esiste un mondo vastissimo di giochi in scatola. Noi in Ludoteca ne abbiamo più di 900. Pensate una vastità. Cosa hanno creato, perché la storia di una volta e la storia di adesso che è completamente cambiata. Qual è il gioco che va di più adesso, Andrea? Diciamo uno dei più giocati si chiama Azul, che è un comporre con delle piastrelle, prendere delle piastrelle e comporre un mosaico ad esempio, è uno dei più giocati ultimamente, però non solo quello, insomma ce ne sono tantissimi. Un altro? Splendor ad esempio, dove devo creare dei gioielli, quindi devo andare a prendere le gemme, creare il gioiello per accontentare i nobili, eccetera. Questi sono un paio di esempi, ma ce ne sono anche di qualsiasi tematica, quindi storici, geografici, quindi di qualsiasi tipo. Puoi spaziare? Sì, più o meno complessi, quindi noi partiamo da giochi ad esempio adatti ai ragazzi più giovani, che quindi partire da 5-6 anni fino ad arrivare a giochi un po' più complessi per adulti, per chi vuole cimentarsi in qualcosa di più difficile. Ad esempio uno di difficile? Un ultimo uscito magari si chiama SETI, che è sulla ricerca extraterrestre, sul futuro, e quindi che diventa magari molto intrigante. Sì, esatto. Molto intrigante. Quindi diventa già un gioco un po' più complesso, ma dove c'è da pensare, dove uno mette le proprie capacità, la propria strategia in atto per riuscire a capire come poter fare il miglior punteggio. Quindi c'è anche, e non è detto che la strategia di uno sia migliore dell'altra, quindi ognuno si crea anche la sua. E c'è questa rivalità quando giochi, Andrea? Ogni tanto sì, ma è quella sana, diciamo. E però premetto anche che esistono anche giochi collaborativi in cui siamo tutti contro il gioco per vincere, quindi esistono anche questi tipi di gioco, quindi c'è sia quello competitivo, giustamente con un po' di rivalità, ma anche quelli competitivi in cui tutti devono collaborare per riuscire a portare a termine e a vincere. Allora vi prometto che una mattina faremo un gioco con voi a casa, magari con Andrea qui in studio, ecco, faremo tutta una bella squadra, vedremo cosa giocheremo e cosa ci proporrà Andrea. Mi piace questa storia di giocare, ecco, con le persone
me a casa sarebbe veramente bello anche ritornare a far giocare magari i miei diversamente giovani, quelli che non riescono a uscire di casa, che abitano all'ultimo piano, che non vedono mai nessuno. Ecco, invece di parlare di truffe, parlare di giochi non sarebbe veramente male. Allora Moira, andiamo a vedere invece questo video molto bello, questo allenamento di queste allieve con questa ginnastica artistica, poi commentiamo. Avete capito l'importanza di capire cosa c'è nel territorio, quante persone stanno cercando proprio anche con questa bellissima ginnastica artistica di far capire la creatività che c'è all'interno di questo corpo bellissimo, di queste ragazzine stupende e questi genitori che devono anche capire e supportare, ecco, questi insegnanti, ecco, capire che forse c'è qualcosa che delle volte il genitore deve fare, a mio avviso, Moira, mettersi da parte. Ecco, lo diciamo, genitori, qualche volta mettetevi da parte, lasciate fare agli addetti ai lavori il ruolo che hanno, che sono gli insegnanti, che sono questi allenatori, allenatrici. Cercate di capire che voi dovete fare un'altra cosa, non quella cosa, o sbaglio, Moira? Diciamo che è la cosa più difficile da fare, perché di solito il genitore giustamente è mosso da una buona intenzione, ovviamente, che è quella di proteggere il proprio figlio, però secondo me negli ultimi periodi stiamo sconfinando. Abbiamo proprio paura di lasciare che questi ragazzi si sbuccino le ginocchia, sì, come dico io. E sempre non arrivare subito là col cerotto con la pomata. Esatto, perché anche lì cerchiamo una perfezione che fondamentalmente non esiste. Noi siamo fatti di tutto, anche delle nostre fragilità. E anzi, una cosa che secondo me bisognerebbe invece insegnare a questi ragazzi, che la vulnerabilità è importantissimo, cioè sentirsi vulnerabile, far parte della crescita di ognuno di noi, perché dove c'è vulnerabilità c'è autenticità. Quindi noi possiamo aiutare questi ragazzi ad essere veri, ad accogliere le proprie fragilità e a trasformarle poi in punti di forza. Ed è questo quello che dovrebbe fare, diciamo, prima di tutto lo sport, ma non solo, cioè tutti noi professionisti messi in questo campo, no? Che è il campo proprio della crescita personale, perché è un campo che puoi toccare nelle scuole, che puoi toccare nello sport, ma anche le famiglie, se si avvicinassero di più a questi concetti, sicuramente troverebbero proprio uno strumento in più per essere di supporto ai propri figli. Cioè, io dico sempre, non bisogna camminare né davanti né dietro, ma a fianco. Allora andiamo a vedere anche un altro i video che merita, questo video di ginnastica artistica, per far capire l'impegno di questi professionisti e di questi allievi, in particolare Moira Ferrari.
Tanto complimenti sempre Moira Ferrari. Ma cos'è, Moira, la concentrazione? Ecco, pensate, io penso delle volte, quando ti alzi dal letto oppure hai tanti problemi, come fai a concentrarti se hai un problema magari che ti assilla, che non riesci a risolvere, magari a scuola queste ragazzine magari non è andata molto bene, poi devi concentrarti perché l'esercizio non si può sbagliare. Ecco, come riesci a capire che magari in quel momento la ragazza è in difficoltà, non è concentrata e tu le guardi, che io vedo, tu non sfugge niente, ecco, riesci a capire che in quel momento non è all'altezza dell'esercizio, da fare l'esercizio? Sì, si nota immediatamente questa cosa, quando appunto l'atleta non è dentro l'esercizio, io dico sempre, quindi è proprio fuori di sé. Una cosa importante è insegnare loro soprattutto a non stare nel controllo, perché quando vuoi controllare tutto inevitabilmente poi accade che entri nella frustrazione, subentra la paura di non farcela, e quindi la parte più difficile è insegnare loro a stare in guida. E la prima cosa che bisogna fare secondo me con questi ragazzi, anche nella scuola di per sé, è quello di far capire che va accolta anche la possibilità di poter fallire, cioè l'errore fa parte del processo, tutto passa attraverso una parte, diciamo, tra virgolette, mettiamola così, di fallimento, no? Cioè l'errore comunque è il primo maestro e è crescita, è un'opportunità per diventare sicuramente migliori. Invece molto spesso, proprio ricollegandomi al discorso di prima, si cerca questa perfezione che non esiste, che non ti dà proprio spazio anche per sperimentare, per vivere intensamente quel momento da protagonista, non ti dà quella sicurezza di poter accogliere qualsiasi cosa possa accadere. E questo te lo dà tanto invece la consapevolezza e quella autodisciplina che va comunque allenata tutti i giorni. Allora, io ho avuto ospite tempo fa Cristian Ghedina e nelle interviste che lui rilascia, anche ultimamente ho sentito, lui racconta una storia molto bella. Lui dice: ero campione del mondo, l'anno dopo rifaccio tutto alla stessa maniera e va male tutto. Eppure ho fatto le stesse cose, gli allenamenti, tutto quello che avevo fatto l'anno precedente, dove avevo avuto il massimo, ero arrivato all'apice veramente dei premi, l'anno dopo non riesco più a combinare niente. Eppure andavo a leggere: ma come mai? Perché dovevo sbagliare, dovevo cadere e capire che dovevo ricominciare, anche se pensavo di aver fatto tutto bene, non era quello. Certo che sentirlo dire da un grande campione che bisogna ricadere per capire che devi ricominciare, devi credere in te stesso e che domani è un altro giorno. Cosa dici, Moira? Se avessi qua Cristian Ghedina con questa frase, cosa gli diresti, Moira? Gli direi che, diciamo, ogni momento è a sé e probabilmente quel momento era arrivato per portarlo ad un nuovo livello. Però si sa che molto spesso per salire al prossimo livello bisogna appunto sbagliare, passare per l'errore. E gli direi anche questo, che comunque cioè, sia la vittoria che la sconfitta alla fine sono due impostori. Questo lo dico sempre anche alle mie ragazze: quando si vince non bisogna pensare che si è arrivati, e quando si perde non bisogna pensare alla perdita come un assoluto fallimento, no? Quindi, perché quel momento non è il momento che ti definisce, ma è come reagisci a quel momento. Quindi sicuramente a Cristian quel momento sarà servito per evolversi, ne sono sicura. Allora, io adesso dedico questa poesia, poi vorrei il commento di Andrea Perozzo, questa poesia di Toffolo Mauro, questo poeta scrittore che ho avuto ospite, tratta dalla raccolta Donne complemento d'amore, e ho scelto questa poesia, Braccia spezzate, che la dedico appunto a tutte quelle donne che non ci sono più, a quelle che sono ancora sul letto d'ospedale sfigurate da questi uomini, forse mariti, forse compagni una volta, forse amanti una volta, che le hanno distrutte così.
Braccia spezzate. Nello sbocciare della fanciullezza è sconosciuta ogni nefandezza. È sempre un reato rubare, soprattutto in età scolare, quando impariamo ad integrarci nel sociale, mentre percorrendo la via del sapere. Quale? Valore universale. Prendiamo progressivamente coscienza della nostra responsabilità individuale. Dimentichiamo sovente, consapevolmente, le declamate e legiferate parole proprie dei sani principi riportati nei testi antichi, dando sfogo al libero arbitrio con inaudita violenza, nella totale altrui indifferenza dei passanti. Grida laceranti, soffocate, voce di bimba strozzata, lacrime rigate, il tutto in pochi terribili istanti, e le braccia sono spezzate perché appartenenti a persone emarginate. Poche righe di cronaca, tanto indignato clamore da sovrapporre al dolore ed evidenziare ragioni ingiustificate, sensazioni subito dimenticate. Andrea, braccia spezzate, tu fai anche l'allenatore di rugby, questi ragazzi, questi uomini, ecco, cosa vorresti dire invece a questi uomini che devono ancora ascoltare questo grido di aiuto che viene da questa donna? Prego. Allenare il rispetto anche, come, ecco, forse è lo sport in cui alleno forse aiuta a capire perché c'è rispetto da tutti, dell'avversario, dell'arbitro, qualsiasi cosa che ci sta attorno, e anche quindi nei rapporti, sia anche uomo-donna, eccetera, che ci sia del rispetto. Questa è la cosa, penso, più alta che bisognerebbe raggiungere, e aiutare i ragazzi a capire. Come vedi questi ragazzi, questi uomini, ecco, nei confronti delle donne? Dite la verità, ma come vi comportate? Siete sempre riuscite a capire l'importanza della gentilezza? Perché la donna ama la coccola, anche se è in età avanzata, ama questo bacio, questa delicatezza. Noi siamo così, non c'è niente da fare. Questo abbraccio che vi dimenticate, mi dicono tante volte queste donne che ospito, vi dimenticate, cose pronto da mangiare, ecco, invece magari prima cosa di dire vieni qua che ti abbraccio, che sarai anche stanca. Ecco, capite forse, voi siete anche giovani, tu sei anche giovane, l'importanza della figura femminile? Assolutamente, perché come dicevo, tutti abbiamo avuto una madre, una sorella magari, e quindi io sono anche sposato, quindi ho una moglie, e quindi capisco il rapporto che devo avere con lei, insomma, e giustamente lei ha le sue fatiche, io le mie, e deve essere una cosa reciproca nell'aiuto insieme, per crescere insieme. Cioè, nel senso, io porto il giusto rispetto a lei, lei porta il giusto rispetto a me, e quindi insieme, se questo funziona, si cresce secondo me insieme, sia come coppia ma poi anche al di fuori, insomma. Ma come squadra di uomini che alleni, come vedi questi ragazzi? Dai, non... Già, e dai, vuol dire che c'è qualcosa che no, e dai, insomma. Bisogna aiutarli, perché giustamente sono un po' come dico, quei diamanti grezzi, quindi bisogna indirizzarli, aiutarli a essere indirizzati nella maniera giusta. Non bisogna imporgli le cose, ma bisogna fargli capire il punto, come dicevo prima, il rispetto, quindi dove andare a parlare con le proprie energie, i propri gesti, ecco. Questo. Anche le parole, molto certo, importante. Guardate che per noi donne anche una parola detta ironicamente ma che ti fa male non va bene. Ecco, il rispetto, come dici tu, anche nel modo con quale ti poni, lo scherzo pesante anche no, ne abbiamo già avuti tanti, adesso smettetela con i scherzi, ma è uno scherzo, no, non è uno scherzo per me, perché in quel momento mi hai imbarazzato, mi hai messo in difficoltà e sono con le spalle al muro perché non so come difendere, ti rispondo male ma non è nel mio stile, e molte donne, guardate, veramente incassano senza parlare perché sono così e non va bene. Ecco, dovete capire che il rispetto è fondamentale, la battuta anche no, il colpo anche no, ma dai, una botta, dai. Cosa dici, Moira? Dobbiamo iniziare a dire che sono loro adesso che devono fermare se vedono queste parole, sentono queste parole, oppure vedono questi atti anche ingiustificati a volte, dai, tac, dai, con sta storia che non finisce mai. È vero, Moira?
Allora, io posso dirti questo, che insegno alle mie ragazze un valore fondamentale, che è l'unicità. Bisogna imparare a sentirsi unici e darsi valore. Questo ti può aiutare sicuramente a difenderti da tutto ciò che ti circonda. Sei un essere unico, sei un essere speciale. Non devi legare la tua felicità a quello che gli altri pensino di te, quindi non vivere nelle aspettative, perché questo ci rende liberi prima di tutto e ci aiuta anche a vedere le cose nel modo giusto, a non diventare comunque vittima di noi stesse e di tutto quello che ci circonda. E sicuramente è un lavoro che si può fare tutti insieme, ma quello poi sta nei valori che ci sono anche nelle persone, no? E io sono sicuro che qui c'è grande valore, perché ti voglio raccontare, vi faccio questo spoiler veloce. Noi eravamo dietro le quinte, lui mi ha detto una cosa che mi ha emozionata, perché mi ha detto: pensa, io e mia moglie la sera giochiamo insieme. Ho avuto un'immagine stupenda, quindi sono convinta che è un uomo affettuosissimo. Con quale messaggio ci saluti, Moira, velocissima? Che il progetto sei tu. Andrea, con quale messaggio ci saluti? Beh, imparate a giocare in scatola e divertitevi. E soprattutto rispettate. E rispetto, assolutamente. Esatto. Grazie ai miei ospiti, grazie ancora a Moira per essere stata il mese di novembre con noi, ti ringrazio di cuore. Grazie il a voi. progetto sei tu, credici che lo realizzerai, e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella e il vostro assegno a chi andrà. Ciao grande famiglia, adesso siamo a Cittadella. Con me c'è Cristina, entriamo. Siamo all'interno del comune di Cittadella e adesso cerchiamo l'assessore Beltrame che ci sta aspettando. Allora, siamo con l'assessore al sociale Marina Beltrame. Allora, assessore, questa mattina c'è stata questa udienza, la seconda. Adesso vedremo la sentenza fra 2 mesi. Assessore, cosa vuol dire in merito a questa vicenda? A me dispiace per Cristina, però anche noi ci atteniamo alla sentenza del giudice, speriamo bene per lei, però noi come amministratori ci atteniamo alla decisione del giudice e del risultato della sentenza, insomma. Il sindaco Piero Bon è venuto a Sveglia Veneti e ha detto: staremo vicini a Cristina perché Cristina ha bisogno di assistenza. Beh, Cristina penso che la nostra vicinanza l'abbia sentita da parecchio tempo, vero Cristina? Sono parecchi anni che ci stiamo occupando personalmente di Cristina, l'abbiamo aiutata nei momenti più bui della sua esistenza, giusto Cristina? E abbiamo cercato di dare tutto quello che era in nostro possesso per aiutarla e l'abbiamo accompagnata fino a qua e non l'abbiamo ancora mollata, cioè Cristina resterà e farà sempre parte della nostra famiglia, ecco, è una nostra concittadina, come lei e come altri ci siamo sempre occupati dei loro problemi, però Cristina è un po' privilegiata, vero Cristina? Allora, questo è l'assegno, Cristina, della grande famiglia di Rete Veneta, dei Veneti Schiacciati. Questo assegno verrà monitorato dall'assessore sociale con l'avvocato, perché questi soldi vadano proprio spesi bene per Cristina. Cosa vuoi dire, Cristina? Grazie di cuore. Sei commossa? Perché ti sei? Perché è la prima volta in vita mia. Cioè, non sto dicendo del comune, però che mi succede una cosa del genere. Da fuori il comune, perché vieni aiutata praticamente, oltre al comune, qualcuno che si prende cura di te, questo vuoi dire? Sì. Sei contenta, Cristina? Sono la donna più felice del mondo. E lei, assessore, cosa vuole dire? Beh, io ringrazio la grande famiglia dei Veneti Schiacciati dalla crisi per questo bel gesto, so che ne avete fatti tantissimi, tutto questo vi fa onore, ecco, e auguro a tutti
buona vita, perché queste cose rendono meravigliose anche le nostre giornate. Grazie. Grazie. Speriamo che vada tutto bene, perché io sono una buona mamma e speriamo che prendano in considerazione quello che ha detto il mio legale. Dentro di te ti senti proprio una buona mamma, Cristina? Io mi sono sempre sentita fin da piccola, io mi sento proprio con l'istinto materno. Allora anche noi, come voi a casa, incrociamo le dita e aspettiamo questa sentenza. Chissà come andrà a finire. Ciao grande famiglia.